Buongiorno, ben ritrovati, siamo nuovamente in diretta e come sapete oggi non ci sarà la conferenza stampa del governatore Zaia perché seguiremo passo dopo passo la quinta commissione regionale sanità. Il presidente Zaia insieme all'assessore Lanzarin e ben 9 tecnici risponderanno alle accuse mosse dall'opposizione dopo la trasmissione Report. Una settimana questa davvero calda sul fronte politico e noi ci colleghiamo subito con il nostro Filippo Fois insieme a Sandro Ponchio che si trovano proprio di fronte a Palazzo Ferrofini. Buongiorno Filippo. Filippo, buongiorno, mi senti? Buongiorno da Venezia, forse non capirete esattamente dove sono, anche se lo scenario è quello classico veneziano e questo intrico di callette nelle quali ci troviamo assieme a Sandro Ponchio conducono al Consiglio regionale. Questo è l'ingresso da terra, non deve stupire il fatto che ci sia un ingresso così piccolo perché comunque nei palazzi veneziani l'ingresso nobile è la cosiddetta porta d'acqua. In questo momento stanno entrando i consiglieri che parteciperanno alla seduta di commissione. Vedete alle mie spalle il consigliere Speranzon di Fratelli d'Italia. Parteciperanno alla seduta della commissione sanità alla quale partecipa anche Zaia per riferire sulla gestione da parte della regione della crisi del Covid. Assieme a Zaia ci saranno anche il direttore generale della sanità veneta Flor, che abbiamo visto entrare poco fa, ci sarà la responsabile della prevenzione Francesca Russo, il coordinatore delle terapie intensive Paolo Rosi, la direttrice dell'Istituto Zooprofilattico del Veneto Antonia Ricci. Come avete visto dai nostri telegiornali di ieri, durante l'abituale conferenza stampa di Zaia in protezione civile a Marghera si è registrata la presenza anche dei consiglieri di opposizione, i quali hanno chiesto nuovamente che Zaia venisse a riferire qui a Venezia in regione e in effetti tra pochissimo comincerà la commissione sul tema. In particolare l'attenzione si concentrerà sull'aumento di decessi legati a Covid-19 nel periodo compreso tra l'ottobre del 2020 e il marzo del 2021. È stata chiesta anche una commissione d'inchiesta in merito. Da Zaia è stato già risposto che non ci sono problemi, d'altronde come ricorderete quest'estate è stata fondata una commissione d'inchiesta anche per quello che riguarda le case di riposo e i decessi che si erano registrati per Covid-19 in queste strutture. La seduta, come detto, probabilmente inizierà a momenti e noi aspetteremo qui, poi dagli accordi che abbiamo preso con l'ufficio stampa della regione, noi siamo qua fuori perché per motivi anticontagio non possiamo essere in più di 150, in questo momento sono 150 esatti, per cui noi dobbiamo rimanere fuori, però nel momento in cui finirà la commissione potremo probabilmente entrare, visto che insomma alcune persone andranno via, insomma rispettando nel pieno rispetto delle normative anticontagio potremo finalmente entrare. Però io direi che da Venezia è tutto, vi restituisco la linea. Grazie davvero Filippo, grazie, buon lavoro. Dunque, vi presento subito accanto a me il vice direttore di Media Nord-Est, Ferdinando Avarino, buongiorno. Buongiorno Daniele a tutti, ben trovati, è una giornata della verità, no? Quindi adesso dobbiamo seguirla insieme, tra poco sarà con noi anche il direttore del gruppo Media Nord-Est, Luigi Bacialli, proprio perché forse dal nostro punto di vista scopriremo poche cose nuove, però deve essere interessante particolarmente oggi il ruolo delle opposizioni, quindi che cosa chiederanno a Luca Zaia, come sarà questo dibattito. Poco fa in redazione abbiamo fatto anche una scommessa, cioè per cercare di capire come sarà articolata questa giornata, perché probabilmente sarà lunga e la seguiremo, lo diciamo ai nostri telespettatori, sempre in diretta come abbiamo fatto in questo anno e mezzo sempre insieme, ma è una strategia anche quella della scelta di come sarà il turno di parola di questa commissione, cioè Zaia parlerà subito, parleranno prima i tecnici, farà lui un piccolo cappello introduttivo, poi dunque spazio soltanto ai tecnici, perché ha scelto di portare con sé come richiesto appunto i tecnici che citava poco fa Filippo Fois insieme a Sandro Ponchio, quindi la dottoressa Russo, il dottor Rosi, la Ricci, la responsabile dello zooprofilattico di Padova, quindi molti volti ormai diventati noti e che quindi sono la parte tecnica.
e chi parlerà per primo, insomma, e quale dibattito poi si animerà. C'è una cosa, Daniela, forse l'abbiamo già anticipata ieri sera, la ripetiamo questa mattina. Abbiamo anticipata ieri sera a Ring, Andrea Crisanti non ci sarà. Ecco, questo è una piccola annotazione, però può essere interessante in questo dibattito, visto che fondamentalmente questo che è definito il giorno della verità, perché c'è un confronto politico lì dove questo confronto deve celebrarsi, non ci sarà l'uomo che, diciamo, attorno al quale ruota un po' tutto questo dibattito, le contestazioni, diciamo, le osservazioni in merito ai tamponi rapidi, però l'opposizione non esclude di chiamarlo quando invece avrà vita quella commissione d'inchiesta di cui molto si è parlato. Ecco, fra l'altro lo ricordiamo, sono 9 i tecnici che porterà il presidente Zaia per chiarire certe questioni, per far parlare appunto loro che hanno, come aveva detto ieri il presidente, insomma insieme al presidente, deciso determinate cose, per cui insomma sentiremo ovviamente l'opposizione, l'abbiamo visto già ieri nella conferenza stampa che si è tenuta poco prima del punto stampa del presidente, sono ovviamente sul sentiero di guerra e avevano già chiesto l'apertura di una commissione d'inchiesta e il presidente aveva detto che non aveva nulla in contrario, ce n'era già aperta una, per cui dice assolutamente lui era d'accordo. Non so se è iniziata ancora no, lo schermo è fermo. Vediamo se possiamo anche collegarci insieme a Paolo Righetti della segreteria della CGIL del Veneto. Ce lo abbiamo già, lo vedo sullo schermo. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti i telespettatori. Buongiorno, dunque questa sarà una giornata, l'hanno definita ormai la giornata della verità. Speriamo che aiuti a far emergere la verità e soprattutto che aiuti a far emergere quali sono le carenze e gli errori da non ripetere più, insomma, nella gestione di una pandemia e di un'emergenza che purtroppo è tuttora in corso, che speriamo venga superata dalla diffusione il più ampio possibile della campagna vaccinale e che non si riproponga più come in passato. Ma sicuramente anche in prospettiva futura dovremmo essere in grado e capaci di gestire meglio, in modo più efficace, tutte le misure, tutti gli interventi necessari a gestire possibili emergenze che dovessero riproporsi, che dovessero succedere di nuovo. Insomma, io penso che gli accertamenti delle responsabilità, certamente quelle di natura penale o giudiziaria, sono di competenza della magistratura e mi riferisco soprattutto alle carenze, ai ritardi che si sono manifestati, alle responsabilità che ai diversi livelli possono essere stati prodotti rispetto a una gestione che ci ha trovato un po' tutti impreparati, siano utili soprattutto certamente per fare un'operazione verità, ma anche e soprattutto per non ripetere più quegli errori, per superare quelle carenze e quei ritardi ed evitare i danni devastanti, inaccettabili che purtroppo in questo lungo anno, oramai più di un anno, si sono manifestati in questa pandemia, insomma. Ecco, il Veneto però insomma, era sempre stata considerata una regione insomma, che aveva gestito molto bene la pandemia durante la prima ondata. Ma guardi, io penso che quando si parla di operazione verità bisogna modificare un po' anche questa narrazione totalmente virtuosa del modello Veneto nella prima ondata. Certamente sono state fatte anche delle cose positive, ma se guardiamo all'insieme dei fatti e delle conseguenze che si sono determinate, anche in Veneto non è andato tutto bene. Anche in Veneto ci sono stati dei ritardi nella presa in carico dell'emergenza sanitaria, penso soprattutto alle case di riposo, a quanto ritardo c'è stato nel assumere da parte del sistema sanitario, sociosanitario veneto, la gestione dell'emergenza in quelle strutture, pur sapendo che era proprio in quelle strutture che rischiavano di
verificarsi i danni più pesanti e più devastanti in termini di malattia, in termini di decessi, come poi è stato registrato. E anche il sistema di tracciamento, parlo di quello a livello di massa, al di là degli interventi estremamente positivi che sono stati fatti in alcuni ambiti delimitati, penso agli interventi su Boe Euganeo all'inizio, però poi a livello di massa il sistema vero e proprio di tracciamento di tutta la popolazione ha avuto forti carenze anche qua in Veneto. Il sistema dell'assistenza domiciliare per evitare insomma che le persone dovessero recarsi d'urgenza nei pronti soccorso, negli ospedali e via dicendo, non ha funzionato molto bene nemmeno qua in Veneto. Certamente è andata meglio che in altre regioni, se pensiamo alla Lombardia era difficile fare peggio della Lombardia, e certamente la gestione nella seconda ondata ha avuto problematiche, criticità e anche qua effetti ancora più devastanti sul piano del numero delle persone ricoverate, del numero delle persone che hanno subito gravi conseguenze in termini di malattia, in termini di salute e soprattutto anche in termini di decessi, come i dati statistici purtroppo stanno lì a dimostrare. È stato ancora più forte insomma questo impatto nella seconda ondata. Hanno chiesto una commissione d'inchiesta, un atto dovuto. Il Presidente ieri ha detto insomma non sono così stupito, me lo aspettavo, d'altronde questa è stata una settimana davvero difficile. Guarda, io penso che sia bene i percorsi che mirano ad approfondire insomma quello che è successo, ad evidenziare le criticità, a superarle, che sia bene fare ovunque insomma un'operazione verità rispetto a quello che abbiamo attraversato, ma ripeto, serve soprattutto la commissione d'inchiesta se è utile ad evidenziare con chiarezza quali sono stati i ritardi, quali sono state le carenze e anche gli errori, le scelte sbagliate che sono state fatte, per non ripeterle più, per mettere in campo tutte le misure e gli interventi necessari a potenziare il sistema della prevenzione, il sistema, come si dice, di screening, di tracciamento e di trattamento, che si fonda soprattutto su un potenziamento dell'assistenza domiciliare e dell'assistenza territoriale, certo. E su un adeguamento in termini di miglioramento degli spazi, della gestione, degli standard di sicurezza di tutte le strutture residenziali, penso alle case di riposo, alle RSA, ma penso anche alle strutture semiresidenziali e ai centri diurni per tutti i soggetti più fragili. Senta, io le chiedo di rimanere sempre collegato con noi, perché in questo momento sappiamo che sta per cominciare, sta per iniziare, ecco. E se riusciamo a collegarci ancora un attimo con il nostro Filippo Foix, lo vedo nello schermo. Filippo, a te la linea. Sì, ti sento Daniela. Dunque, che stia per cominciare ce lo dite voi, perché come sapete noi siamo qui che presidiamo. Ce lo dicono fonti interne, Filippo. Terra, perché poi perfetto. Perché qui diciamo molti sono arrivati in motoscafo, bisogna dirlo, come alcuni sono arrivati a piedi, alcuni altri, dobbiamo dirlo, non faremo i nomi, si sono anche persi, perché abbiamo visti che giravano per le calli prima di trovare quella giusta. Vittime dello smart working. Non chiaramente chi è abituato. Vittime dello smart working. Io volevo anche ricordarvi i componenti, sono veramente tanti, è praticamente come fosse un piccolo consiglio regionale, quello che tra poco si riunisce. I componenti sono Sonia Brescacin di Zaia Presidente, Anna Maria Bigon del Partito Democratico, Marco Zecchinato di Zaia Presidente, poi abbiamo Cecchetto, Finco, Pan e Rigo della Liga Veneta per Salvini Premier, Bisaglia, Cestaro, Giacomin, Maino, Michieletti e Vianello di Zaia Presidente, Thomas Piccinini della lista Veneta Autonoma, poi di Fratelli d'Italia ci sono 4 consiglieri, Gio Formaggio, Tommaso Razzolini, Enoch Soranzo e Raffaele Speranzon, che abbiamo visto entrare poco fa tra l'altro, per Forza Italia Elisa Venturini, poi ancora per il Partito Democratico Francesca Zotti, Serica Baldin del Movimento 5 Stelle, Cristina Guarda, Europa Verde, anche lei l'abbiamo vista entrare poco fa, Fabiano Barbisan e Arturo Lorenzoni del gruppo misto. Tra l'altro
se volete anche una curiosità, abbiamo incrociato poco fa un signore che è venuto qua pensando che ci fosse una manifestazione, un presidio, però gli abbiamo detto che in realtà qui di manifestazioni non ce ne sono, forse sono da un'altra parte. Beh, forse sì, aveva malinterpretato, diciamo, questa commissione, però confermi, Filippo, intanto i giornalisti devono star fuori, quindi la seguiremo e la faremo seguire ai nostri telespettatori. Sì. Ecco, esatto, ancora una volta dallo streaming della diretta. C'è un passaggio però, devo dirti, Filippo, c'è un passaggio importante che va rilevato, del quale si è parlato molto anche nelle conferenze stampa dei giorni scorsi, quando si era annunciata questa commissione. Non è una commissione d'inchiesta, attenzione, non confondiamo, che sennò poi si riversano in strada altri convinti che sia, diciamo, l'inquisizione su questo, ma è bene sottolinearlo. Il fronte del voto, cioè è una liturgia, no, che tu conosci molto bene di sicuro, Filippo, cioè il fatto che questa commissione sia pubblica lo devono decidere insieme i consiglieri regionali prima dell'inizio di questa, definiamola, seduta. E a precisa domanda da parte dei giornalisti durante la conferenza stampa al governatore Zaia l'altro giorno, ha detto: beh, di sicuro tutti i nostri consiglieri, quelli di maggioranza, saranno a favore perché sia pubblica questo dibattito di questa mattina. Se solo uno questa mattina dovesse opporsi, abbiamo chiuso e ce la raccontiamo tutta la mattina tra di noi, no Filippo? Un po' così il sistema. Sì, esatto, io credo che sia maggioranza che opposizione abbiano entrambi tutto l'interesse che la seduta sia resa pubblica, per cui probabilmente non ci saranno problemi e, come dicevi tu, non si tratta di una commissione d'inchiesta, si tratta di una commissione consiliare. Ce ne sono parecchie, come ce ne sono anche nei comuni, divise per diversi argomenti, ed è assolutamente nella norma che si riuniscano ogni a scadenze più o meno regolari. Cioè, siccome questa fonte interna, Filippo, ci ha detto sta per cominciare, evidentemente in questo istante c'è proprio la votazione, diciamo, di cui vi stiamo parlando, insomma, ecco, perché per essere chiari con i nostri telespettatori, no? Certo. E quindi dovremo avere a brevissimo il responso, che insomma ci auguriamo sia quello per cui possiamo assistere, visto che è un argomento di enorme interesse per tutti, insomma, non solo per noi giornalisti, esatto, per i cittadini, i consiglieri regionali, ma insomma per tutti i nostri telespettatori e per tutti i cittadini. Filippo, dobbiamo dare pubblicità. Tra l'altro ti dicevo... okay. Solo per far vedere da Andrea e Alberto, che sono in regia, spero di non aver sbagliato, Andrea Basso e Alberto Piovesano, ecco, li ho azzeccati, bene, che saluto e ringrazio perché oggi sarà una diretta, insomma, un po' complicata. Questa è l'immagine che in questo momento produce lo streaming del Consiglio regionale, quindi di questa commissione, che sarà seguita da noi, insomma, come da tutti, lo dicevamo poco fa, proprio attraverso il web, e quindi attendiamo, di qui a pochissimo dovrebbe cominciare. Quindi ci fermiamo, un istante di pubblicità e torniamo subito in studio. Rieccoci nuovamente in studio. Prima di ricollegarci con il nostro Filippo Fois da Palazzo Ferrofini, dove vi ricordo sta per iniziare o è appena iniziata la quinta commissione sanità, due notizie di cronaca: una tragedia avvenuta a San Vito di Altivole questa mattina alle 5:30, a perdere la vita una 19enne, Girolametto Elisa, studentessa universitaria di infermieristica, residente a Riese San Pio X. La giovane stava recandosi a fare il tirocinio pratico presso una struttura per anziani di Montebelluna, il primo tirocinio. Si trovava alla guida della sua autovettura quando, per cause in corso di accertamento, è fuoriuscita autonomamente dalla sede stradale ed è finita contro un muretto di recinzione. Purtroppo lo vedete dalle immagini, il veicolo è stato avvolto dalle fiamme, non c'è stato nulla da fare per Elisa. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Riese Pio X insieme ai vigili del fuoco di Castelfranco Veneto. Ed un altro incidente, un tamponamento tra 3 auto articolati, è avvenuto invece questa mattina poco prima delle 8 nel tratto autostradale della A4 tra Latisana e Nodo di Porto Gruaro in direzione Venezia. Nell'impatto sono rimaste ferite ben 4 persone, di cui una in maniera grave. Il tratto è stato chiuso al traffico per permettere tutte le operazioni di soccorso. L'incidente è avvenuto nel tratto a 3 corsie, precisa la concessionaria, dove sono stati segnalati rallentamenti per il flusso in aumento dei transiti, e per il cantiere della terza corsia poco di
istante. Sul posto sono intervenuti l'Ele Soccorso e i sanitari del 118, oltre ovviamente alla polizia stradale. Queste dunque le notizie di cronaca. Vedo già sullo schermo il nostro Filippo Fois, quindi Filippo, buongiorno di nuovo. Buongiorno di nuovo, eccoci da Venezia. E ancora, insomma, manca davvero pochissimo ormai per l'inizio, insomma, per sapere anche il responso di questo quesito. Si spera, insomma, che manchi davvero poco ormai. Sì, ricordiamo perché si fosse messo all'ascolto, alla visione solamente in questo momento. Noi ci troviamo di fronte all'ingresso di Palazzo Ferrofini, che è la sede del Consiglio regionale, dove si sta per tenere la seduta della Commissione Sanità, alla quale parteciperanno anche il Presidente Zaia e i maggiorenti della sanità veneta. Siamo fuori perché per motivi anticontagio c'è un regolamento strettissimo in Consiglio regionale e le persone che possono entrare sono davvero contate, tant'è vero che ci dicevano che alcuni dipendenti che lavorano negli uffici qui, visto il numero più alto di persone che ci sarebbe stato oggi, sono stati messi a lavorare in altre sedi qui vicino, in altri uffici, proprio perché le regole sono rigidissime e non si possono assolutamente sforare. Noi ci troviamo qui di fronte e all'interno del Consiglio regionale in questo momento la Commissione Sanità sta votando se rendere pubblica o meno la seduta che dovrebbe cominciare. Un po' per le lunghe, no Filippo? Come noi tutti ci aspettiamo. Non vorrei pensare per il peggio, diciamo, però. Forse perché... Sì, no, noi magari tra un po' proviamo anche a chiedere informazioni. Qua siamo fermati immediatamente dalle guardie giurate quando entriamo, però perlomeno dirci se hanno cominciato o meno, forse quello glielo potremmo anche chiedere. Si è frizzato. Quindi mi sa che è saltato il collegamento, Daniele. Ecco. Aspettiamo qualche istante. Ancora novità non le vedo, perché la diretta del Consiglio regionale, quella che abbiamo fatto vedere poco fa, non so se Andrea la può riproporre, eccola qui, quindi siamo ancora in attesa dell'inizio della seduta. Non vedo altre dirette, diciamo a noi oscure, sui principali siti dei quotidiani del Veneto, quindi insomma siamo in attesa, credo appunto, come dicevamo poco fa, di questo voto per capire appunto il fatto che sia pubblica o meno questa seduta, come davamo per scontato. Quindi aspettiamo, perché una nostra fonte internet sta cominciando e quindi evidentemente siamo ancora in attesa. Noi non siamo preoccupati, dovrebbe iniziare questa commissione, ma io vi presento, perché ci ha raggiunto subito il nostro direttore Luigi Bacialli. Buongiorno. Buongiorno Daniela, ciao Ferdinando. Buongiorno, ben trovato, ti avevamo annunciato poco fa. Grazie. Siamo in attesa dell'inizio di questo... Ecco, direttore, la definiscono proprio la giornata della verità. La giornata della verità, ma non lo so, io ho qualche dubbio, nel senso che chi è stato in commissione sanità o altre commissioni sulla cultura sa che le audizioni non sono dei processi, c'è una, come forse spiegherà o ha già spiegato il Presidente Ciambetti, c'è tutta una dinamica, non è uno scontro, non può essere uno scontro, non è un vero e proprio ring, ecco, per cui ci saranno domande, risposte. Io sono tra quelli che pensano che il Presidente Zaia avrebbe fatto bene ad andare direttamente, personalmente in Consiglio. D'altra parte il Presidente Zaia sa perfettamente che in questi casi il rischio di restare impallinati da un fuoco incrociato di domande e di accuse è molto alto, per cui ha scelto di andare con i tecnici, perché di questioni tecniche si tratterà. Se devono esserci delle risposte sui tamponi rapidi, sulle RSA, su quanto è stato previsto con le vaccinazioni e quant'altro, c'è uno schieramento di tecnici di altissimo livello, per cui chi meglio di loro può dare le risposte. Poi vedremo se appunto in audizione i consiglieri di minoranza incalzeranno lo stesso Presidente, se vorrà rispondere a sua volta o se chiuderà l'incontro con un intervento finale, insomma è tutto da vedere.
Ecco, noi stiamo ancora attendendo l'inizio della commissione, chiediamo a Ferdinando se vede qualcosa. No, ho verificato anche con lo streaming, resta questa schermata, quinta commissione Regione Veneto, seduta pubblica, così appunto viene definita, perché così dovrebbero poi decidere i consigli regionali nella visione un po' concessa a noi tutti. Sapete, appunto, l'avevamo ricordato anche con Filippo Fois poco fa, come non sia... Mi stanno dicendo però che è iniziata. Questo l'hanno detto anche a me. Mi dicono il presidente Zaia, non so se riusciamo a verificare come mai non riusciamo. Ecco, dunque è iniziata da pochi minuti questa commissione, dovrebbe essere proprio il presidente Zaia a parlare, non so se si riesce in qualche maniera. Che era una delle scelte, una delle tre opzioni, esatto. Cioè parla Zaia, fa parlare prima i tecnici, oppure, cioè, è una delle cose ovviamente che ci domandavamo nella scaletta di questa mattina. Andrea, tu hai la stessa schermata nostra e quindi non so da dove giunga, aspettiamo qualche istante ancora, perché sia lo streaming dedicato alla quinta commissione che lo streaming in diretta fino a questo momento continua a mantenere quella schermata che vi abbiamo detto poco fa. Sto anche verificando dai profili social, dove non mi pare che sia iniziata alcuna diretta del governatore Zaia e quindi ancora niente. Vogliamo sentire, così lo salutiamo anche, Paolo Righetti un attimo per chiudere, insomma, sì, e per non farlo rimanere proprio collegato con noi buongiorno, ci scusi, stiamo attendendo, ormai è una questione proprio di minuti, insomma, l'inizio della commissione, anche insomma per ringraziarla poi. Ferdinando, volevi fare una domanda? No, oggi mi ha colpito tra le varie l'intervista del numero 1, diciamo, delle case di riposo del Veneto, che dice che i tamponi rapidi sono stati essenziali. Roberto Volpe, che è presidente dell'URIPA, Unione Regionale degli Istituti per Anziani del Veneto, che dice senza quei test rapidi non avremmo mai potuto testare appunto tutti quanti gli anziani con questa rapidità. Ecco, mi sembra una voce importante da sottolineare. Righetti? Sì. Ma guardi, noi come CGIL, come organizzazioni sindacali, CGIL, CISL del Veneto, siamo stati fra i primi a mettere in dubbio la positività. Eccolo qua. Scusi Righetti, ma abbiamo in diretta il governatore Zaia dalla commissione, sentiamolo, scusi. Prego. Non ho mai visto nessuno di voi che si è preoccupato di censurare quello che è accaduto in OMS rispetto alla Regione del Veneto. E ha preparato il piano della West Nile, ha preparato il piano della SARS, ha preparato il piano dell'aviaria, della H1N1, e ha preparato anche il piano di quello che noi oggi conosciamo tutti come Covid, allora lo chiamavamo coronavirus. Perché ve lo dico? Perché i piani pandemici che si preparano sono dei warning internazionali e poi stai lì a pensare arrivano o non arrivano. Sono come le esercitazioni, no? La protezione civile ne fa tante di esercitazioni, ma non è che pensiamo che arrivi il cataclisma, il terremoto o quant'altro. Ci è andata bene, di lusso fino ad ora. Diciamolo fino in fondo, mai avremmo pensato, guardate, se andate a prendervi la briga di leggere le cronache dei giornali dei primi giorni del Covid, mai avremmo pensato di ritrovarci dopo 15 mesi a parlare ancora di Covid. Abbiamo presentato il nostro piano, pensate, il 31 gennaio, in una conferenza ufficiale, riunendo tutti, stabilendo già chi avrebbe dovuto fare cosa e come, quando e perché, se il virus fosse arrivato. Eravamo il 31 gennaio 2020. Mai lo si dice questo. Mi permetto anche di dire che l'aggiornamento del piano pandemico, quello famoso delle discussioni dell'OMS, il 2007-2009 con l'aggiornamento 2013, l'unica regione che l'ha aggiornato siamo noi. Abbiamo fatto questa riunione nella quale si stabilivano tutte le regole. Ve ne dico una banale per tutti. Potrà anche dare... Prego? Ma c'è sempre qualcuno che ne sa meno di lei, E lo faccio nel rispetto anche delle persone che hanno diritto di sapere tutta la storia. E parleremo anche di novembre, ottobre, dicembre, gennaio, febbraio. Chiaro? Capisco che l'insofferenza a volte è congenita,
però mi avete chiamato qui per parlare di piano. Come io starò qui ad ascoltare voi, non da insofferente. Allora dicevo, perché è giusto sapere queste cose, per capire cosa è accaduto, mi permetto di dire, se no non ha senso che mi venite a udire. Ve la raccontate, ve la suonate come volete. È fondamentale ricordare che questa riunione peraltro prevedeva che la task force che si sarebbe dovuta nel momento in cui ci fosse stato il primo contagiato era la task force di quella provincia, di quella ULSS. Farò veloce. Parte tutta l'operazione. Il 3 febbraio è un'altra data che molti diranno, ma cosa tira fuori il 3 febbraio? Sì, il 3 febbraio, sottoscritto disse, varrebbe la pena di valutare, finito il carnevale cinese, di fare in modo che i bimbi, non i cinesi, i bimbi, ma non cinesi, i ragazzi che rientrano a scuola di ritorno dalla Cina, abbiano un isolamento fiduciario tale. Oggi nessuno si preoccupa del fatto che noi abbiamo isolato quasi 50.000 ragazzi in quarantena fiduciaria per i contagi delle scuole. Però allora apriti cielo, Zaia razzista, Zaia fa tutte queste robe. Insomma, alla fine abbiamo avuto ragione anche lì. Il 21 febbraio arriva il virus. Sì, ma neanche la comunità scientifica ha difeso questa posizione. Chi oggi tanto si sbraccia a dire che sbagliamo tutto, il 3 febbraio molti si sono guardati bene di darsi ragione. Arriva il virus, arriva il 21 febbraio, alle 4 del pomeriggio ci avvisano, si riunisce la task force in quel di Padova e lì inizia il percorso, lì inizia l'incubo, lì inizia la fase delle scelte, lì inizia la necessità di decidere cose che mai avremmo pensato di decidere, che non erano scritte nere su bianco. Inizia anche un percorso nel quale comunque avevi una stanza buia e nella quale dovevi cercare di trovare l'interruttore per accendere la luce di questa stanza. Quella sera della riunione, ormai lo sapete perché l'ho detto 1 miliardo di volte, ma c'è ancora qualcuno che non l'ha capito nei meandri della stupidità umana. Quella sera io ho deciso, contro il parere del tavolo che si era riunito, di praticare i 3.500 tamponi a vo'. Perché contro il parere del tavolo? Perché giustamente la dottoressa Russo mi disse, ma scusi, l'OMS non dice di fare i tamponi a tutti gli asintomatici, ma di farli solo a coloro che hanno sintomi. E quali erano quelli con i sintomi? Il signor Trevisan, che purtroppo quella notte morì, il suo compaesano che morì il giorno dopo. E sapete cosa è nato? Ne è nato che quella sera si decise di fare i tamponi a tutti, di mettere le tende della protezione civile fuori dagli ospedali e di provvedere subito a svuotare l'ospedale di Schiavonia. L'esito quale fu? Fu l'esito che quei tamponi riscontrarono la bellezza di 88 o 83 positivi asintomatici che noi andammo a isolare nelle loro abitazioni e che poi nei 10 giorni di isolamento, erano una decina, allora 10, in una decina di giorni, 10-15 giorni, si negativizzarono. Perché vi dico questo? Vi dico questo perché quelle furono le prime fasi delle decisioni. Furono le fasi nelle quali il sottoscritto dovette decidere di chiudere le scuole, di chiudere le chiese, i teatri, di chiudere il carnevale che era in corso. Tanti dicono no, gli esperti, no, quelli che sanno sempre tutto. Tanti dicono, ma io so come si fa. Qualcuno ancora oggi non riesce a spiegare per quale motivo il virus è entrato nella stessa giornata a Codogno e in Veneto e quindi nei nostri territori e noi con le piazze piene, col Carnevale di Venezia, che abbiamo sospeso il lunedì perché poi il martedì non si è più fatta la chiusura, non abbiamo avuto gli esiti degli altri territori. E così parte il virus con il Vo, ma da Vo poi alla fine abbiamo Dolo, abbiamo Venezia, si diffonde nel Trevigiano, nel Padovano Limena, il primo paziente in età pediatrica e tutta quell'evoluzione che c'è stata. Ma sapete qual è stato il dibattito dopo la chiusura e dopo l'istituzione della zona rossa di Vo che firmai assieme al ministro Speranza? E furono una decina di giorni di grande dibattito sui media nei quali si diceva sostanzialmente che stavamo sbagliando tutto, che spettacolarizzavamo un'infezione che banalmente, come se n'era arrivata, la frase più bella che ho sentito, è una sindrome simil-influenzale. Non serve fare i drammatici. Mi ricordo che quando il collega Fontana indossò la mascherina, apriti cielo, sta diffondendo
ansia e terrorismo, gli scienziati, la mascherina non serve, vabbè, al di là di questo. Da lì è iniziato il nostro percorso e faccio veloce, consigliere Camani. Da lì inizia il nostro percorso perché non avevamo la diagnostica. Parliamo di diagnostica. Allora, la diagnostica rapida era rappresentata, ma è arrivata già alla volta di marzo, non prima. I cinesi cominciano a diffondere sui mercati la prima diagnostica rapida, era il famoso test sierologico, che detta proprio in maniera on the road era il pungidito, cioè ti pungevi il dito, prelevavi la goccia di sangue, c'era una saponetta per la reazione, la cui attendibilità, vabbè, non è sicuramente quella di un test molecolare. Dall'altro noi iniziamo la fase di diagnostica vera, no? Che è l'unica che abbiamo, che è la PCR, che sono i test molecolari, che sono i tamponi. Pensate, io mai avrei pensato di avere oggi una contabilità di quasi 10 milioni di tamponi fatti, tra molecolari e test rapidi. E lì si iniziò. Vi do solo un dato. Noi abbiamo il 20 marzo abbiamo 2150 o 170 tamponi molecolari realizzati. La punta massima dei tamponi molecolari realizzati nella storia del Covid è stata a dicembre a 27.000 su 72.000 tamponi di quel giorno. Abbiamo potenziato sicuramente la rete. Considerate che noi abbiamo un laboratorio di riferimento, il laboratorio del professor Crisanti, prima del professor Palù, dell'Università di Padova, che è il laboratorio di riferimento. Sono 1500 metri quadri di laboratorio, sono comunque il più grande laboratorio italiano, e poi 13 microbiologie, il dottor Rassu è il coordinatore, che sono le microbiologie del Veneto. Onestamente, cari signori, come non conoscevo il professor Crisanti, che ho conosciuto dopo, non conoscevo neanche loro, neanche i 14-13 primari, perché mai uno. Quanti virologi conoscevate voi? Conoscevate Bassetti, conoscevate Galli, conoscevate altri immunologi, infettiviologi o altro? No, perché poi alla fine il Covid ci ha portato una conoscenza di un mondo che prima non si conosceva. Allora, noi abbiamo avuto la prima fase che abbiamo gestito con un lockdown che è iniziato l'8 di marzo, è finito il 4 di maggio, una fase nella quale il lockdown era vero, cioè ci siamo chiusi in casa, con uno spirito anche diverso perché avevamo paura di morire. Inutile che facciamo finta di essere degli eroi. A marzo c'era la paura di morire. Siamo arrivati alla punta, nonostante il lockdown, di un'infezione insomma, che ha pesato non poco. 31 marzo 2400 ricoverati, punta più alta. 1 aprile, punta più alta dei ricoveri in terapia intensiva, 346 ricoverati in terapia intensiva. Una roba da fuori di testa. Considerate che mediamente le terapie intensive del Veneto avevano più o meno 250, fa la grande, 300 ricoverati. Noi ci siamo ritrovati una dotazione di 464 terapie intensive in origine per ospitare solo di Covid 346. Quindi la vera ansia, se voi ricordate Bergamo, ricordate Codogno, è stata quella di prendere in carico i pazienti. Quante volte avete sentito dire il dibattito, ma il Veneto ha la medicina territoriale che funziona? Che nasceva come giustificazione o lettura indiretta per dire da altre parti è andata peggio perché loro avevano un altro modello organizzativo. Può essere. Io penso anche che la sfortuna delle ondate di Covid non sia mai misurabile, perché vi dico che nei giorni nei quali Codogno era in ginocchio noi facevamo il carnevale. Cioè, vorrei ricordarvelo questo. Inizia l'evoluzione, compriamo la prima macchina suggerita dal professor Crisanti, questo sì è merito suo, per fare i tamponi. Poi sono altre macchine che abbiamo comprato per Verona e per altro, abbiamo cercato pian piano di costruire tutto quello che è la rete della diagnostica, no? Ma guardate che non abbiamo inventato nulla di nuovo, tutto il mondo ha fatto così. Io quando leggo che sembra che ci sia un modello particolare in Veneto, sì, modello particolare in Veneto è che io e l'assessore, i tecnici, 15 mesi che siamo sotto tomba, questo è il modello particolare del Veneto. Perché guardate che il virus arriva, entra, non entra, e poi vediamo anche cosa è accaduto successivamente. Investiamo nelle assunzioni. Allora, le mascherine in quella fase non c'erano, entriamo in lockdown, siamo senza mascherine, non ci sono i dispositivi.
Trovo un imprenditore illuminato, che è Fabio Franceschi di Grafica Veneta, che se ne regala quasi 15 milioni. Risultato? Sono venuti in AS. Sono venuti in AS. Se non lo sapete ve lo dico io. Ma sapete perché? Perché in una conferenza stampa il presidente della regione, secondo la denuncia, li ha chiamati dispositivi, termine improprio. Perché doveva dire... non mi ricordo più, protezione di comunità, insomma c'è un termine nell'articolo 16 del DPCM che è stato fatto allora. Ci siamo andati da fare a trovare le mascherine. Voglio ricordarvi che questa regione, c'è il dottor Tognolo, gli scatoloni voti non li ha mai pagati. Le aziende che hanno bidonato il Lazio da altre parti, da noi sono venute a fare la proposta, se ne sono tornate a casa, noi non abbiamo avuto nessun guaio sotto questo punto di vista. E penso che le spese del Covid, parliamo anche di numeri, superano abbondantemente ormai 700 milioni di euro. Se non l'avete ben focalizzato cosa è accaduto. E abbiamo dovuto recuperare mascherine, abbiamo dovuto comprare i respiratori, tutti i fenomeni a parlare dei respiratori, addirittura qualcuno diceva, l'ho detto anche ieri, che noi avevamo ridotto le terapie intensive. Ma noi, guardate, abbiamo cercato di far di tutto, abbiamo comprato respiratori, siamo stati anche in Svizzera a comprare i respiratori, era proibito, lo si può dire? Era proibito. E siamo riusciti ad avere anche una commessa dalla Svizzera, ufficiale, pagata, tutto, cioè potete chiedere tutte le carte che volete, 50 respiratori, perché prima viene la vita dei veneti. La proibizione non era una proibizione di legge, era quella... direi un po' più in là del gentleman agreement, di dire che c'era un ente che comprava per tutti e poi distribuiva, ma se non mi arriva i respiratori siamo andati a comprarceli. Come siamo riusciti a portare le mascherine? E avevamo l'ansia delle case di riposo, che poi l'assessore Lazzarin ve lo dice, di doverle chiudere, ma voi avete mai pensato cosa significhi mettersi là a tavolino e dire, giustamente i nostri tecnici dicono, chiudiamo tutte le case di riposo? No, roba da ridere, no? Chiudiamo tutte le case di riposo. Non sapevamo nulla. Quindi siamo cresciuti seguendo la diagnostica e poi sono arrivati ovviamente in questa fase di lockdown, importante perché ripeto sono più di 2 mesi di lockdown, marzo, aprile e maggio, sono arrivate poi ulteriori forniture, ci siamo andati a regime con quello che riguarda i dispositivi di protezione, siamo andati a regime per quel che riguarda molte attività, come siamo andati anche a regime. Voi sapete quanti dipendenti abbiamo assunto col Covid? E c'è ancora qualche lazzarone in giro, non sto parlando di voi, di nessuno di voi. C'è ancora qualche lazzarone che va in giro a dire che non assumiamo. 5.068 dipendenti, 1.939 medici, 1.902 infermieri, 782 OS. 5.068 dipendenti assunti per il Covid. Ciò vuol dire che il 10% del nostro patrimonio del personale è stato incrementato del 10%, cioè abbiamo assunto il 10% in più. Poi non vi parlo delle aperture, ovviamente compaiono verso aprile, penso. Noi, ecco, forse abbiamo avuto una colpa, di questo me ne rendo conto, di esserci preoccupati ad essere i primi ad avere il pungidito. Poi quante ne ho sentite e ne ho lette contro il pungidito, ma noi siamo stati i primi quantomeno a fare un minimo di diagnosi. Che poi il pungidito, vorrei ricordare, non ha il test serologico, non è che sostituiva i tamponi molecolari, ma arrivava dove finivano i tamponi molecolari, perché se tu ne fai 2150 al giorno e hai un popolo che si ammala, cioè cosa fai? Sbatti la testa contro il muro e preghi? No, mi sembra che non sia questa l'unica soluzione, bisogna darsi da fare. Siamo stati i primi a parlare dei tamponi rapidi, ma non è che siamo stati i primi perché dovevamo far così, perché il mondo intero corre più di noi. Il mondo intero, quando noi approvavamo ufficialmente i tamponi rapidi di prima generazione, stava già pensando alla terza generazione. Oggi il mondo intero pensa all'immunofluorescenza, pensa a tutta una serie di, poi ve lo dirà il dottor Rasso, di nuove tecnologie che stiamo acquistando, perché la diagnostica, l'abbiamo capito tutti, funziona così. Siamo stati i primi a sostenere la partita dei vaccini, siamo stati anche i primi a sostenere che potessimo avere anche l'opportunità di comprarceli i vaccini. Vi evito le aperture, vi evito tutto. Siamo arrivati all'estate e abbiamo avuto la seconda ondata. Il virus della prima ondata non c'è più, sparisce. C'è la mutazione della prima ondata
sapete ormai tutti voi, meglio di me come funziona, cioè il virus replica in continuazione. Cioè vuol dire che quando entra nell'ospite lui comunque cambia. Cioè, fate il conto di vedere, presente la roulette quando vedete sempre i numeri, scusate, le macchinette elettroniche, si vedono nei film, no? Che sono combinazioni continue, no? Quelle immagini che vediamo nei film, no? Di queste serie di numeri che cambiano in continuazione, no? Funziona così, però mantiene delle parti fisse. E queste parti fisse sono quelle sulle quali noi puntiamo sulla diagnostica in maniera tale da andare a identificarlo. Arriviamo in estate, abbiamo una seconda ondata che non ci ha riempito gli ospedali, finiamole di dire queste puttanate, perché se volete i dati giorno per giorno, mese per mese, settimana per settimana, ve li diciamo, e peraltro un'ondata con una mutazione particolare, forse dando ragione a quei virologi che dicono, virologi autentici e esperti, che hanno montagne di pubblicazioni a livello internazionale, che dicono attenzione, le alte temperature e l'incidenza degli agenti ultravioletti pesa moltissimo sull'attenuazione dell'infezione. Arriviamo alla seconda ondata, una marea di asintomatici. Il caso eclatante della caserma Serena di Treviso, che si fa 353 ospiti, scoprono per caso che una persona è positiva perché uno di questi signori doveva essere sottoposto a un intervento chirurgico, fanno il tampone d'ufficio e si accorgono che è positivo. Fanno i tamponi in caserma, tutti sono positivi, ma nessuno sintomatico, e si sono negativizzati da sintomatici. Così altri centri, pensate in macelli, abbiamo avuto il fenomeno di macelli che è iniziato da Amburgo, è sceso lungo l'Europa e poi ha toccato anche noi. Inspiegabile, i macelli sono uno degli elementi. Tanto è vero che con la professoressa Tacconelli, che a mai subito quando ci fu l'esempio della Germania, dice cerchiamo di studiare i macelli perché è strana sta storia che solo nei macelli ci sia sta diffusione particolare. Finiamo l'estate, evito sempre per far veloce, e l'estate la passiamo sostanzialmente gestendo l'infezione, perché l'8 maggio avevamo iniziato a riaprire, abbiamo fatto le linee guida che abbiamo fatto anche in queste ore per le spiagge, per tutto, insomma l'estate si gestisce con molta fase di diagnostica, di test. I test rapidi scendono in campo e ci aiutano negli aeroporti, ci aiutano nei testing degli alberghi, insomma in tutte quelle. Vi ricordate la Sardegna che propose a inizio estate? In Sardegna si entra solo con il tampone, parlo dell'altra estate che il collega Solinas propose questo. Chiudiamo l'estate, si riparte a settembre, la curva timidamente inizia a muoversi e si muove sempre di più. Noi nel frattempo cosa è cambiato? Anche qui cambia la modalità di classificazione della regione, perché passiamo da modalità che è quella lockdown sì, lockdown no, quindi collettiva. Il Ministero, secondo me, ovviamente con proposta del CTS nazionale e dell'Istituto Superiore della Sanità, propone una nuova modalità che, se la guardate bene, ci permette oggi di dire che siamo l'unico paese che non ha fatto lockdown in Europa. La Germania ne sta uscendo dopo 4 mesi, la Gran Bretagna comincia a dire libera circolazione ai vaccinati o ai guariti, il Portogallo si è fatto lockdown, la Spagna non ne parliamo di quanti problemi ha avuto. Noi con questa modalità siamo riusciti, scelta fra l'altro condivisa con tutti i governatori, di stabilire la zona a zone. Famoso giallo, cioè bianco, giallo, arancione e rosso. Però è timida, no? Cioè è timida, parte in embrione, parte con dei parametri fissi che sono l'R con T e poi altri parametri, poi ve lo dirà la dottoressa Russo. Noi abbiamo questa fase, abbiamo una fase che è stata massacrante per il Veneto, nel senso che il Veneto subisce gran parte della mortalità in questo periodo, è una fase che abbiamo vissuto con pathos, con preoccupazione. Nel frattempo però avevamo aumentato le terapie intensive, perché poi, come vi dirà l'ingegner Paolo Fattori e anche il dottor Rosi, terapie intensive da quelle 464 che avevamo di base aumentano a 825 e poi crescono. Ci sono proprio dei decreti legge e dei DPCM che stabiliscono appunto la misura per aumentarle, sia le terapie intensive che le terapie subintensive. Anche qui, adesso detta proprio in soldoni, chi è che aveva mai sentito parlare delle subintensive? Io non avevo mai sentito parlare del CPAP, dei diffusori, dei caschi, dei volumi di ossigeno, quello sì avevo sentito parlare. Quindi conosciamo anche un nuovo mondo, ma questi sono aspetti molto tecnici. L'infezione di ottobre, novembre, dicembre, intanto arriva un culmine che è il 31 dicembre, sembra quasi strano, no? 31 marzo, vi ho detto 31 dicembre,
3.400 ricoverati e 446 persone in terapia intensiva. C'è già un primo dato anomalo. Il rapporto ricoverati terapia intensiva a dicembre varia. Nella prima fase abbiamo un rapporto di 8-1, cioè vuol dire 8 in area non critica, 1 in terapia intensiva, poi si passa da 5,5. Ciò vuol dire che, infatti se lo vedete, a marzo avevamo 2.400 ricoverati, 346 terapie intensive, a dicembre sostanzialmente 446 terapie intensive, ma 3.400 ricoverati, cioè 1.000 ricoverati in più. Cioè capiamo che l'incidenza dei ricoveri, ho invertito i numeri prima, scusatemi, 5,5 prima e 8 dopo, perdonatemi, l'incidenza dei ricoveri pesa molto di più, cioè abbiamo più, diciamo, peso sanitario sull'area non critica. Facciamo sequenziare, dopo ve ne parlerà la dottoressa Ricci, facciamo la sequenziazione. L'unica realtà in Veneto che sequenzia è l'Istituto Zooprofilattico. Sequenza vuol dire vedere la carta d'identità del virus, cioè nome, cognome, indirizzo, insomma capire chi hai davanti. La dottoressa Ricci scopre il 24 dicembre, dopo tutta una serie, ma è successo, non è un aneddoto, alle ore 23:59, c'è ancora il messaggio, me lo metto via per ricordo, alle 23:59 mi scrive e mi dice: guardi, abbiamo sequenziato la variante inglese, però abbiamo 8 mutazioni. E dice sostanzialmente 5 sono assolutamente, adesso ricordo, poi mi correggerà, 5 sono nel database nazionale, abbiamo l'inglese e 2 sono tipicamente venete. Bisognerebbe capirne qualcosa di più. Nel frattempo noi abbiamo sicuramente attivato la zona gialla rafforzata, abbiamo seguito tutte le direttive dell'Istituto Superiore della Sanità, la dottoressa Russo ha anche scritto all'Istituto Superiore se dovevamo affrontare altri temi, ma dopo di questo ve ne parlerei nello specifico. E abbiamo ovviamente avuto le difficoltà della gestione di un'ondata come questa, un'ondata anche inspiegabile, perché poi se pensate ci sono state delle regioni, allora il nord è tipicamente colpito dal coronavirus, questo ormai l'abbiamo capito. Il nord è un territorio nel quale il coronavirus passa come il vento, no? Passa, spazza, torna indietro, ripassa. Tanto è vero che prima di noi l'infezione colpisce la Lombardia, colpisce l'Emilia Romagna, dopodiché, scusatemi, fa Piemonte, siamo in autunno, fa Piemonte, Lombardia, Piemonte, Liguria, arriva da noi, scusatemi, Emilia Romagna, perdonatemi, nella successione, arriva da noi Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia. Si polarizza nel nord-est del paese, coinvolgendo anche la Carinzia e la Slovenia. Spiegarla sta roba è impossibile. Noi abbiamo contezza di questo, crea ovviamente un ciclo di mortalità che ha colpito duramente il Veneto, ma ha colpito anche altre regioni. Fra l'altro sulla mortalità vi ricordo che il Veneto, per l'incidenza dei morti in totale su 10.000 abitanti, è l'8ª regione in Italia anche in questo momento. Ma se vedete le altre regioni, sono tutte regioni del nord, cioè quelle che vengono prima di noi sono tutte le regioni del nord, a iniziare dalla Val d'Aosta che è ancora rossa, per passare ovviamente a Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia. C'è tutto uno studio fra l'altro sulla mortalità di Covid. In quella fase noi abbiamo utilizzato una marea di tamponi, ma una marea di tamponi, utilizzando dapprima ovviamente quello che era la diagnostica della PCR, no? Molecolare, che attenzione anche qui, a me piacerebbe che poi il dottor Rasso vi spiegasse, c'è letteratura da vendere e da svendere sul fatto che nessun metodo diagnostico è garantito al 100%. La PCR ha i suoi limiti come tutte le altre diagnostiche, ma non stiamo qui contestando la PCR. PCR, come si dice in scienza, è il gold standard, no? È la diagnosi. Però i tamponi rapidi, che poi fra l'altro nel frattempo vengono anche autorizzati e consegnati gratuitamente, cioè i tamponi che abbiamo utilizzato, gran parte ci venivano consegnati gratuitamente dalla struttura commissariale, giustamente, e anche i medici di base per la diagnostica, sono stati assolutamente l'occasione per arrivare all'ultimo lembo.
Mi spiego, nella giornata in cui tu fai 72.000 tamponi, sai che hai una punta massima stressando la macchina, ma stressandola che la macchina non vive più a 25-27.000 tamponi molecolari, capisci che tutto l'altro strascico raggiunge positivi che mai avremmo trovato, perché l'alternativa è, uno potrebbe dire, il molecolare funziona bene, ok, il tampone rapido ha, diciamo, meno sensibilità, ok? A parte il fatto che c'è letteratura, guardate, lo diceva il professor Brusaferro 10 giorni fa, diceva, gli hanno fatto una domanda, ho visto la registrazione, e gli hanno chiesto, ma gli studi sul Covid? Ha detto, guardate, gli studi sul Covid è chiaro, hanno addirittura aperto una piattaforma, che è quella che qualcuno vende come l'idea che ha pubblicato qualcosa, la piattaforma dove tutti riversano gli studi. Sono quasi 100.000 gli studi sul Covid fatti fino ad ora, che vanno dal tampone rapido, che ne ha decine se non centinaia, all'invermectina, che è il vermifugo per i cavalli o che date anche i cani, dove qualcuno sostiene che ha un'azione anche questa nelle prime fasi dell'infezione piuttosto utile per la cura del Covid, o che so, l'idrossiclorochina che ormai padroneggia sugli studi, l'uso del cortisone o altri, remdesivir e altro ancora. Per dire che allora in questa fase noi abbiamo utilizzato i tamponi, allora uno può dire non funzionano bene, i tamponi sono dati per lo screening. È una questione che io ho visto discutere tra i nostri tecnici, no? Uno dice vabbè, ma tu lo screening lo fai, non lo devi fare nel caso di riposo. Ma in una condizione come quella, le circolari ministeriali e le circolari in generale, anche le indicazioni OMS e il CDC, parlano chiaro, nel senso che nel momento in cui tu non riesci a garantire la pronta risposta, devi comunque aumentare la frequenza del testing. Ma questo è un aspetto che vi verrà spiegato bene dopo. Alla luce di tutto questo, noi ne veniamo fuori ovviamente con le ossa rotte da questa vicenda, con la grande preoccupazione di non mandare in tilt il sistema sanitario. Diciamo oggi a bocce ferme che ancora l'obiettivo che ci eravamo preposti, quello di non lasciare nessuno a terra, è stato raggiunto, perché comunque grazie al lavoro immane dei nostri sanitari e tutti coloro che hanno lavorato, comunque siamo riusciti a prendere in carico tutti. Ricordo che non ci sono altre regioni che possono vantarsi di questo, dopo vi faccio anche degli esempi. Ma è altrettanto vero che noi veniamo fuori da questa fase. Il 1° gennaio inizia, stranamente, anche qui stranamente, se voi guardate la curva ad esempio dell'uso dei tamponi rapidi, che noi abbiamo continuato a utilizzare, vedete ad esempio che noi verso metà dicembre abbiamo il crollo dei contagi e noi continuiamo a utilizzare i tamponi rapidi. La curva scende stranamente dai primi di gennaio e ha fatto un paio di mesi di discesa totale per poi riprendere con la terza, quarta fase, che è quella che conoscete, che è quella in corso. Cosa accade nel frattempo? Accade che, guardate, il problema dello studio, quando noi abbiamo visto ad esempio il tema dello studio del professor Crisanti, io penso che non sia un problema, anzi sia un fatto di valore, no? Se una persona scopre qualcosa, lo mette a contributo, c'è un comitato tecnico scientifico, peraltro il professore è membro dal primo giorno del comitato tecnico scientifico e non è mai uscito e nessuno mai l'ha mandato via, vorrei anche ricordare, e si fanno delle discussioni. Dopo il dottor Saia vi dirà quante discussioni sono state fatte, quanti pareri sono stati scritti, chi li ha scritti e chi si è sempre rifiutato di farli i pareri. Allora tu dici, il problema non è che tu mi dica che questa acqua è inquinata, ma facciamo qualcosa per avere l'acqua buona, e comunque facciamo in modo, ed è esattamente il mandato politico che noi abbiamo dato ai dirigenti, di verificare fino in fondo, perché il minimo rischio si sospende tutto. Dopodiché loro vi diranno, lo dirà la dottoressa Ricci dopo e anche il dottor Flor, vi diranno quali sono state le risultanze o quali sono i ragionamenti da fare assieme alla dottoressa Russo. Cioè il tampone rapido, il problema non è lo studio o gli studi. Tra l'altro c'è uno studio di The Lancet, che è lo studio di riferimento dei tamponi rapidi, chi lo volesse ve lo giro, sono riusciti a trovarlo, che è lo studio, diciamo, quello di riferimento, quello fatto proprio all'inizio con campioni paurosi, c'è migliaia di persone, è lo studio sul quale tutti fanno riferimento nel mondo scientifico. È quello studio famoso, no, che permetteva a qualche birichino di dire ma hanno un'attendibilità del 70%, del 60%, del 50%. Sì, ma nello studio c'è scritto sopra le 33 amplificazioni. Vuol dire che stai cercando una rondella, non l'auto. Vuol dire che stai cercando pezzi di RNA, di virus, non il virus.
Voi sapete che questa è stata una battaglia che ad esempio noi come Veneti abbiamo sollevato dal punto di vista scientifico, e qui va dato merito al dottor Rigoli e poi assieme a tutti i colleghi nel dire: guardate che noi continuiamo a cercare positivi che non sono di fatto positivi. Oggi è assodato a livello internazionale, sopra un tot numero di amplificazioni significa che non è più virus infettante, ma sono pezzi di RNA di quel virus. Ma queste non sono robe che comprendono, vi dico le robe che, c'è le cose che io sento discutere. Noi non apriamo le scuole, anche qui una bella polemica sulle scuole, no? Zaia, troglodita, di tutto mi sono sentito dire, come se noi ci divertissimo a non aprire le scuole, che è una sconfitta non aprire una scuola, no? Non apriamo le scuole a gennaio, le procrastiniamo di un mese. Nel procrastinarle di un mese, il ragionamento che io ho fatto, questo è un ragionamento che abbiamo fatto assieme, decidendo assieme ai tecnici, abbiamo sfruttato la finestra, abbiamo detto se è vero, perché tutta la letteratura scientifica dice che il luogo della scuola è un luogo dove comunque il contagio si diffonde, fra l'altro intacca una fascia di età che non ha effetti sanitari gravi, ma rischia di diventare involontariamente un vettore, no? Da una famiglia all'altra la portano magari i ragazzi. Avendo isolato 49.000, se non ricordo male, ragazzi in tutti questi mesi, sono 49.000? Ho detto 78.000 ragazzi messi in quanti positivi? 6.700 positivi, capite che poveri, volenti o nolenti, inconsciamente, se nessuno gli dice che sono positivi, vanno dal nonno, dallo zio, dal fratello e da quello che sarà e rischiano di infettare qualcuno che non può infettarsi. Peraltro vorrei ricordare anche una cosa, nelle case di riposo a dicembre, giustamente la dottoressa Russo col piano di sanità pubblica prevede anche l'aumento della frequenza dei tamponi da 4 giorni per gli operatori e ogni 20 giorni per gli ospiti, partendo dal presupposto che se gli ospiti non vanno al bar, non vanno in discoteca, non vanno a fare assembramenti in piazza, non prendono lo spritz, gli unici elementi di rischio sono quelli che entrano fino a prova contraria, no? Noi arriviamo, sospendiamo l'apertura delle scuole, apriamo, diciamo, approfittiamo del periodo finestra, approfittiamo di avvicinarci il più possibile alla bella stagione e un po' la storia ci ha dato ragione, perché altre regioni, quelle soprattutto che hanno aperto prima, penso alla Toscana, penso all'Emilia Romagna, penso anche a altri colleghi, non è un fatto di politica, è un fatto di scelta, puoi aver fortuna oppure no, cioè, magari andava peggio a noi come è andata peggio a dicembre, comunque si sono beccate una terza ondata pesante. Noi ad esempio la terza ondata non è stata così pesante come nelle altre regioni. Voglio ricordarvi che l'Umbria è stata sotto acqua in apnea per settimane. Voglio ricordarvi che noi abbiamo prestato respiratori alle Marche. Voglio ricordarvi che l'Emilia Romagna ha chiesto ospitalità nelle terapie intensive. Voglio ricordare insomma che è stata una terza ondata non banale. Noi l'abbiamo vissuta. Quando uno si scotta con l'acqua calda, poi la fredda non gli fa più effetto. Noi l'abbiamo vissuta, diciamo, un po' più sportivamente, fra virgolette, perché avevamo il ricordo di quello che è stata un'autentica ondata di dicembre. Ma la terza ondata c'è stata in Italia. I 500 morti al giorno li abbiamo avuti, e ce li abbiamo, purtroppo, ed è un'ondata che in alcune regioni sta ancora pesando tanto. Noi non ne siamo usciti, Abbiamo avuto un calo, se voi vedete, se qualcuno avesse il grafico su carta, ce l'avete, no? Della curva di terapie intensive, vedete il crollo della terza ondata in Veneto, però ancora non ne siamo fuori, 400, 500, 900 diciamo positivi al giorno comunque vengono trovati, quindi bisogna non calare l'attenzione. Nel frattempo si sta preparando la campagna vaccinale, e vado a chiudere, una campagna vaccinale sulla quale abbiamo investito in maniera importante. È una campagna vaccinale che ci permette di dire che oggi noi siamo assolutamente i primi a livello nazionale per numero di vaccinati su 100.000 abitanti. In moltissime giornate, se non in quasi tutte, siamo i primi a livello nazionale. Abbiamo già vaccinato per oltre 1.600.000 prime dosi. Se continuerà così saremo nelle condizioni di dire che sicuramente prima dell'estate avremo vaccinato anche i cinquantenni. Non nego che probabilmente anticiperemo di molto i cinquantenni, lo dicevo anche ieri, ma vedendo un po' che i 60-69 anni hanno dilatato le loro prenotazioni da qui al 19 maggio, per evitare che ci restino buchi strada facendo, probabilmente anticipiamo. Sui vaccini, guardate, i vaccini che ci stanno arrivando, tranne qualche, come si può dire, omaggio
non programmato, che ci arriva magari questa settimana, sono arrivati 100.000 Pfizer in più, sono esattamente tabellari. Noi abbiamo in mano questa tabella da dicembre, vorrei anche dire, ma lo dico, non sto difendendo la mia parte politica, difendo chi ha fatto un buon lavoro. Cioè, vorrei ricordare che noi governatori abbiamo in mano una tabella che ci dà le forniture per 200 milioni di dosi fino a dicembre 2021. Il cambio di passo è che ci arrivano i vaccini, che erano esattamente quelli che ci avevano promesso. Io spero che si incrementi ancora di più, perché non è che stiamo vaccinando di più perché è cambiato qualcosa, vacciniamo di più perché ci mandano più vaccini. Noi i nostri 60 centri vaccinali ce li abbiamo e penso che sia fondamentale ringraziare anche 1.300 persone che abbiamo schierato nei centri vaccinali, che poi per noi è una fase di preoccupazione. Perché se avessimo dovuto avere un'ondata stile dicembre o stile marzo del 2020 e con i sanitari impiegati nella sanità per curare i cittadini, dall'altro avremmo anche avuto la difficoltà di gestire i centri vaccinali per le vaccinazioni. I vaccini funzionano, è crollata l'accesso in ospedale ad esempio degli over 80, che ormai abbiamo vaccinato al 96%, crolla quella dei settantenni che ormai sono vaccinati all'oltre l'80%. Pensate che, ricordava il dottor Rosi, ad aprile sono entrati 8 ultra ottantenni, cioè cose mai viste. Quindi la vaccinazione sta veramente funzionando. Abbiamo ovviamente preoccupazione per quello che saranno le prossime vaccinazioni, perché se ci pensate, e immagino che questo ragionamento lo avete fatto anche voi, scesi sotto i 60 anni, AstraZeneca non serve più a nessuno. Quindi noi dal conto delle dosi dobbiamo capire che un pezzo, arrivi o non arrivi, a noi non ce ne frega niente. Perché fatte le seconde dosi che faremo nel mese di maggio e giugno, poi noi passati ai 50-59 andiamo di Pfizer o di Moderna. Non è vero che si può utilizzare, o meglio è vero che si può utilizzare, ma anche è vero che è raccomandato sopra i 60 anni. Quindi la Regione del Veneto, anche qui come informazione, ha fatto una scelta di imporlo sopra i 60 anni, anche per togliere l'imbarazzo ai medici che si trovano davanti alla necessità di certificare delle anamnesi, che poi sono dei documenti ufficiali che li espongono. Quindi i medici nostri sanno che sopra i 60 anni c'è la totale copertura, e anche se magari su qualche vaccino si dice è fortemente raccomandato. Cosa vuol dire? Vuol dire che per noi veneti si va avanti con questo sistema, il grande spartiacque dei 60 anni. Non è stato facile con i vaccini, perché noi abbiamo avuto AstraZeneca under 55, under 65, over 60. Cioè mettetevi nei panni di una programmazione. Ci siamo ritrovati molte volte in mezzo al guado non sapendo da che parte andare. Però devo dire che la macchina ha risposto bene e i risultati si vedono. Siamo i primi a livello nazionale per l'utilizzo dei monoclonali. Guarda che i monoclonali non sono una fantasia, come ha detto qualcuno, che servono per le multinazionali. C'è la professoressa Tacconelli dell'Università di Padova, che è centro di riferimento fra l'altro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per lo studio europeo dei monoclonali, sì scusate, di Verona, grazie, la professoressa Tacconelli dell'Università di Verona ha dimostrato che su, non so, 400 somministrazioni giù di lì, noi non abbiamo avuto neanche un decesso. Ma siamo anche qui stati i primi a muoversi. Io ricordo quando vidi la cura di Trump e in TV, anzi vidi un articolo di Bloomberg, e chiamai subito, chiesi il contatto con l'amministratore delegato di Eli Lilly, che fu il primo a produrre il famoso monoclonale, e da lì si iniziò a spingere, perché guardate che a livello nazionale non è che ci sentivano tanto sui monoclonali. Oggi il monoclonale rappresenta una nuova frontiera interessante, dove nelle prime fasi della malattia, penso, mi perdonerà il consigliere Lorenzoni, se il consigliere Lorenzoni nella fase in cui si è contagiato avesse avuto i monoclonali, se la risolveva con infusione in ospedale. E chiunque qui in quei giorni, agosto, settembre, cioè in quel periodo non c'erano i monoclonali, se no veramente era risolta velocemente. Ma non sto enfatizzando il ruolo del monoclonale, dico l'evidenza scientifica ci dice che nei primi 2 o 3 giorni di sintomi, raffreddore e quant'altro, la somministrazione porta fuori con ottimi risultati. Addirittura c'è una letteratura scientifica che parla del 95% dell'efficacia sul paziente trattato, che non è poco. Considerate che noi in questa fase trattiamo pazienti complicati, con comorbidità, che non possono assolutamente peggiorare, perché altrimenti sono grandi asmatici, cardiopatici, obesi,
diabetici e altro, quindi li trattiamo e i dati che ci dà la professoressa Tacconelli sono straordinari. Io penso che adesso l'evoluzione, ve lo dico, l'evoluzione sarà quella di passare dall'infusione all'intramuscolo. Nel momento in cui passiamo all'iniezione intramuscolare, capite che la medicina del territorio avrà più padronanza su questo fronte. In generale dico che, e chiudo, io sono a disposizione poi per le domande che vorrete fare. Adesso parleranno i tecnici. Dunque, torniamo in diretta. Eccolo qui, è tornato. Insomma, devo anche spezzare una lancia e dire che abbiate la possibilità di dire nei tempi previsti del Consiglio, dalle sedute di aula, diciamo, no? Di parlare. A me spiace una cosa, ve lo dico proprio umanamente. Mi spiace che in questa avventura, o meglio in questa disavventura del Covid, in quello che è accaduto, no? Perché io l'ho sempre definito un incubo, lo è stato da un punto di vista sociale, cioè 11.000 e più morti, e abbiamo ricoverato oltre 20.000 persone guarite, abbiamo oltre 400.000 contagiati intercettati di 9 milioni di tamponi, le tragedie familiari, tutto quello che è accaduto. Io ero convinto che ci potesse essere una no-fly zone, però devo prendere atto che fin dal primo giorno sono stato criticato per la quarantena dei ragazzi, siamo stati criticati per il pungidito che non serve a niente, siamo stati criticati per i tamponi, siamo stati criticati per tutto quello che abbiamo fatto, cioè non c'è nulla che abbia funzionato. A me spiace, ma non mi spiace personalmente, mi spiace per loro che hanno sempre lavorato assieme a tutti i nostri clinici, mi spiace perché il Veneto, come si può dire, è una mosca bianca, no? Cioè, abbiamo cercato di buttare il cuore oltre l'ostacolo, non c'erano le istruzioni per l'uso, non c'erano le istruzioni per l'uso. Ci hanno sbagliato gli scienziati, ma noi non siamo perfetti, Io non vengo qua né a giustificarmi e né a farmi processare, ma vengo qua a dirvi com'è stata sta storia. Guardate, noi ci mettiamo la faccia tutti i giorni e non ci mettiamo solo quella parte del corpo, perché prendiamo decisioni. Sono decisioni codificate, sono decisioni comunque che sono sancite dalla legge, perché i miei tecnici sanno che la mia parola d'ordine è sempre una, gliela potrei far dire a tutti che è legalità, ma comunque vanno prese le decisioni. A me quelli che giocano la schedina il lunedì mattina mi fanno sorridere. Non è facile gestire questa tragedia, mai avrei pensato da amministratore a trovarmi davanti a questa tragedia. Non sto facendo il patetico, neanche la vittima, vi sto dicendo lo stato d'animo che ho coltivato in questi mesi. Siamo tutti pagati, voi quanto me, dai veneti per fare il nostro mestiere, giusto? Voi quanto me. Io dico, se siete così convinti, dopo questo Consiglio regionale, ripeto, dove io resterò qui, che ci sia qualcosa di illegale, qualcosa che comunque che è stato gestito in maniera maldestra, che ravveda responsabilità personali, individuali, del sottoscritto, dell'assessore, di qualche tecnico, metteteci a faccia una volta, andate in procura e fate una denuncia. Almeno chiariremo una volta per tutte la verità. Noi non abbiamo nulla da nascondere e non ci sentiamo neanche nella condizione di essere trattati come dei lazzaroni o di poco di buono, perché quando noi parliamo la gente ci guarda e ci giudica e dietro ad ognuno di noi ci sono famiglie, ci sono responsabilità personali e c'è anche qualche mente malata in giro. Quindi io resto a disposizione, adesso cedo, non so se funziona così, insomma, e io vi ringrazio, so che per qualcuno è stata noiosa la mia esposizione, la prossima volta non invitatemi, e siamo assolutamente a disposizione, quindi segnatevi le domande, sentite i tecnici, però veramente vi chiedo, ascoltate i tecnici. Noi veniamo qui col cuore in mano, se siete prevenuti finisce che stasera ci mandiamo a quel paese, voi vi fate le vostre storie, vi ho detto cosa dovete fare, e noi ci facciamo ovviamente, continueremo a amministrare perché noi abbiamo questa incombenza di dover amministrare, purtroppo questa fase non felice per il Veneto. Dall'altro fuori ci sono veneti che soffrono per la salute,
sono veneti che soffrono per l'economia e soffrono anche psicologicamente per quello che è accaduto. Spero che ne usciamo. Se volete la mia visione, non ho la sfera della verità, sono altri che quelli che contattate che hanno la sfera della verità. La mia visione è quella che noi, se riusciamo a mettere in sicurezza tutti gli over 60, i maschi sopra i 65 anni e le donne sopra i 75, abbiamo messo in sicurezza il 90% del problema con i vaccini. Dopodiché abbiamo protocolli di cura che, signori, a marzo non avevamo. Cioè, ma vi rendete conto che a marzo sono morti meno pensionati con il lockdown, ok, senza mascherine, senza diagnostica, senza, diciamo, tutte le conoscenze che abbiamo adesso, e siamo arrivati a dicembre, sono morti più nonni con le mascherine, con la diagnostica, con i protocolli di cura e anche con molti nuovi farmaci che prima non avevamo. A me non viene da sorridere, sono 7.000 persone morte. Questo è quello che dico. Quindi alcuni processi sono inspiegabili e non potrò mai accettare, per la difesa della mia reputazione e quella della mia squadra, che qualcuno accosti l'incuria, la mancanza di rispetto per le persone o altro alle mortalità. Perché vi posso garantire, ho già iniziato con qualche persona che ho denunciato e porterò fino al giorno che avrò vita, fino all'ultimo giudizio, perché accetto tutto, accetto le critiche, accetto tutto, ma non esiste che questo venticello dell'accostamento malizioso, morti, incuria, con me non funziona. Quindi, chiuso consiglio, andate in procura e abbiate le palle di fare una denuncia. Dunque avete sentito adesso l'applauso e il lungo excursus del Presidente Zaia, che ha parlato dall'inizio della pandemia fino ad ora, quello che la Regione ha fatto, poi ha terminato con parole molto chiare, ha detto: io non vengo qui per farmi processare ma per raccontarvi quello che la Regione ha fatto fino ad ora. Certo, una situazione difficile da portare avanti, quella della pandemia, e dice: se c'è qualcuno che ha ravvisato qualcosa di illegale o comunque qualcosa che è stato fatto male, vada in procura a denunciare. Queste le parole molto chiare del Presidente. Ferdinando. Chiederei soprattutto un commento subito al direttore Baccialli, anche perché ci sono stati almeno 2 o 3 passaggi molto interessanti, soprattutto nella parte finale poi, che vale forse tutto. Continuiamo a vedere, credo, le immagini almeno in doppia finestra. Scusami, direttore. Sì, tra un po' dovrebbero partire le domande, anzi le relazioni dei tecnici, le eventuali seduta domande. sospesa, quindi forse per qualche istante, per consentire poi ovviamente l'intervento dei tecnici, come anticipato da Zaia. Ma io trovo che questo, tra virgolette, processo al presidente Zaia e alla sua giunta rischi di diventare un boomerang per la minoranza. No? La minoranza ha scelto di convocare Zaia nel tentativo di metterlo in difficoltà. Non si rendono conto che Zaia è lì da 1 anno e 4 mesi ed è l'unico che è stato lì all'interno della pandemia, all'interno delle questioni, dell'acquisto più recente dei vaccini, le trattative, i tamponi rapidi, i rapporti con l'Istituto Superiore di Sanità, col Comitato Tecnico Scientifico Nazionale e locale. Quindi Zaia è un libro aperto e sa tutto, è una specie di enciclopedia ambulante, no? E fa la spola tra casa sua e il punto stampa di Marghera. Pensavano e pensano forse ancora, ma non credo dopo questo intervento, di averne ragione. E Zaia ha dimostrato che non si può mettere in discussione tutta la linea di un'intera regione che si è mossa in una certa direzione. Ovviamente tutto è discutibile, no? Nel senso che si può obiettare, si può dire che ha sbagliato, di errori ne avrà sicuramente fatto, ma cosa hanno fatto gli altri nel frattempo? Cosa hanno fatto? Perché è facile parlare, è facile così indicare delle prospettive, delle soluzioni. Poi in pratica bisogna decidere, e le decisioni sono state prese, sono state finora decisioni
difficili. Oggi il Veneto è la seconda regione per numero di vaccinazioni dopo l'Emilia Romagna, il piano vaccinale sta andando avanti, si sta mettendo in sicurezza una buona parte della popolazione. A metà maggio probabilmente partiranno le vaccinazioni ai cinquantenni, quindi sarà stata già fatta una gran parte del lavoro. La minoranza fa ovviamente il suo lavoro, cioè è legittimo che possa, però è un po' tardivo, insomma, no? Un po' tardivo questo intervento, no? Proprio in extremis, per cercare di mettere in difficoltà chi da 1 anno e 4 mesi combatte direttamente, personalmente, mettendoci la faccia la pandemia. Io vedo tanti comunicati, tante esternazioni, non sono mai firmati. Tutti quelli che protestano anche con i famosi haters da tastiera. E metteteci nome e cognome e, come dice il Presidente, andate in procura se per caso trovate qualcosa di illegale. Temo, Ferdinando, che questa vicenda, come era abbastanza prevedibile, si concluderà, questa partita, che è un termine che usa spesso Zaia, si concluderà a suo favore. Dopodiché adesso vediamo cosa succederà, siamo solo proprio alla primissima parte di questa lunga giornata, no? Sai cosa? Io penso che adesso cominceranno in effetti le risposte, cioè quel sorrisetto che evidentemente ha visto e sentito Zaia e ha sottolineato in questo intervento sarà stato da parte di qualcuno dell'opposizione che adesso, io immagino, replicherà ma si è fatto tutto l'escursus, prevedo, cioè un po' già me la vedo nel dibattito, ma si è parlato poco dei tamponi rapidi. Guardate che quello che ha detto, io ho notato almeno un paio di notizie che forse non abbiamo raccontato in questi mesi. Una è che sulle famose mascherine all'inizio, il Franceschi che tutta Italia aspettava, perché guardate che quando noi abbiamo una televisione anche a Trieste, lo sanno molto bene i nostri telespettatori, quando ha mostrato Franceschi donando quelle famose mascherine al Veneto, tutta Italia le stava aspettando. Ecco, che poi fossero arrivati i NAS per indagare sul dispositivo, perché non poteva essere un dispositivo di protezione personale individuale, era una cosa che non sapevo, io non ricordavo, ho fatto una verifica, non mi pare fosse nelle cronache di quei tempi. Quindi questa è una prima notizia. La seconda, ed è fondamentale, riguarda i tamponi rapidi, perché quando viene pubblicato, e forse qualcuno se lo ricorderà, le cronache di questa, forse abbiamo una memoria breve, le cronache dell'estate scorsa, quando dicevamo ma per andare a cercarci sto virus dai migranti dobbiamo fare 33 cicli, cioè amplificare il tampone per andare a cercarsi alla fine sto virus che c'è ma è un pezzettino piccolissimo e non è insomma, abbiamo capito che era una ricerca che ci faceva perdere tempo più che altro. E l'ultimo aspetto, quindi tutto scritto anche sull'Anset, quindi i tamponi rapidi sarebbero, come dice Crisanti a questo punto, perché i riferimenti a Crisanti sono stati più di qualcuno durante l'intervento di Zaia e poi magari li sottolineeremo. Quello che dice Crisanti c'è, ma è una fallibilità del 30%, 40% magari anche di questi tamponi, ma solo se andiamo a fare un'amplificazione alta, quindi ad andare a cercarcelo proprio fino in fondo sto tampone, sto positività, quando non ha più senso. E l'ultimo riferimento, che è un dato forse che a molti sfugge, è che nel momento in cui oggi pubblichiamo anche su riviste di grandissima importanza, compreso lo studio di Crisanti, è quello che si chiama il preprint, cioè una pubblicazione scientifica che, per farla facile, non ha la prova del 9 dei colleghi. Cioè, quindi viene intanto pubblicata perché oggi è come se noi pubblicassimo una notizia senza avere la risposta, no? di chi è in ballo. Bisogna aspettare questa prova del 9, la valutazione della comunità scientifica. A quel punto ha dignità e valore, no? Appunto, il peer review è proprio l'obbligo per qualsiasi scienziato e ricercatore, prima di stabilire una verità scientifica, di avere la pubblicazione che sancisce che quello è uno studio, altrimenti se non è stato pubblicato e non è stato verificato risulta essere tutt'altro, può essere una notazione, può essere un'ipotesi, ma non ha nessun valore scientifico. Quindi quello che il direttore generale Luciano Flora ha avuto per le mani non era uno studio e vorrei anche aggiungere, Ferdinando, a quello che hai detto, che è davvero riprovevole, lo ha specificato bene il Presidente, che si accosti
il numero dei morti all'incuria. I tamponi rapidi li hanno usati in tutto il mondo e in tutte le altre regioni. Ora si è visto un dato che poteva essere cavalcato strumentalmente e ci si è buttati a capofitto. È il solito gioco così della demolizione dell'avversario a prescindere, però è un gioco che alla fine non ci saranno ovviamente accertamenti, è giusto che si facciano tutte le inchieste, le indagini del caso, sta indagando la magistratura, per cui voglio dire, aspettiamo ovviamente la sentenza della procura di Padova, ma finora sembra davvero un voler attribuire al presidente Zaia una scelta che è dipesa tra l'altro da scelte degli scienziati a cui si è affidato per incolparlo di chissà quale strage. Sai qual è la visione? Che poi abbiamo pubblicità, meteo, su tutto, ne approfittiamo finché c'è anche la seduta sospesa, però rispetto a una prima fase era chiaro un po' anche a tutti noi cronisti come Zaia avesse personificato e quindi anche impersonato, diciamo, questa sua lotta al Covid. Nella seconda fase, secondo lo sono certo che diranno anche questo, abbia un po' scaricato sui tecnici. Quindi non andava bene nella prima fase perché personificava troppo, nella seconda perché scaricava sui tecnici. Allora qua anche ci si deve mettere d'accordo. Poi come lo abbiamo sottolineato in quei tempi nei dibattiti, era eccessiva il carico sulle sue spalle, che comunque c'è stato perché era evidente ci fosse una squadra ad affiancarlo, non andava bene per molti, è assurdo che non vada bene neanche la seconda fase, cioè un po' il gioco sta anche su questo, però la verità poi era un'altra. In quel momento, non so se sei d'accordo, lui aveva sì personificato qualcosa, ma era che cosa? La guida di una difficoltà e di una stanza buia, come ha citato poco fa, per tutti quanti, per i veneti. Su questo io credo che non ci sia alcun dubbio, al di là di una lettura politica che a noi non interessa. Esatto, e proprio perché non sia una lettura politica vorrei anche dire che a mio giudizio non avrebbero dovuto denunciare Crisanti, no? L'azienda zero, uno scienziato non deve essere mai processato perché gli si dà anche il destro per dire l'ultimo 400 anni fa Galileo Galilei e oggi arrivo io. Avrebbero dovuto denunciare, secondo me, questa compagnia di giro che parte da un'inchiesta giornalistica fondata sul nulla, fondata su congetture, illazioni, telecamere nascoste, gole profonde del tutto inattendibili, che ha questo obiettivo, no? Andare dritto sul bersaglio. Ma vi rendete conto cosa vuol dire? Pensa cosa accadrebbe a noi se dicessimo, pensa a noi che dovremmo pagare con i nostri soldi e non con quelli della RAI, cioè con i soldi dei contribuenti, una querela per diffamazione quando si dice che è stato nascosto uno studio e quando si dice che dei dati relativi agli asintomatici, ai sintomatici, nei tracciamenti dei positivi sono stati alterati. Ma vi rendete conto? Questo lo dice una televisione pubblica, lo dice la RAI, lo dice Rai 3 e vogliono anche aver ragione. Però è comodo fare le inchieste sconvolgenti e i grandi scoop quando paga mamma RAI, caro Sigfrido Ranucci. Ha capito? Chieda alla sua collega che l'ha preceduta quanti soldi la RAI ha versato per le querele che si è beccata per diffamazione. E noi invece quando facciamo le inchieste cerchiamo di scoprire le verità o comunque di dare le notizie seguendo una linea giornalistica normale. Se ci querelano ci mangiano le rotative, come si diceva ai tempi della carta stampata. Dunque, se siete d'accordo, vedo che la seduta è ancora in sospensione, quindi è ancora sospesa. Se siete d'accordo potremmo dare la pubblicità al meteo in modo da tornare in studio e poi sentire, perché probabilmente ci saranno le domande dell'opposizione al presidente Zaia, quindi sentiremo anche cosa risponde. Poi ovviamente anche la relazione di tutti i tecnici, lo ricordiamo sono 9, e poi torneremo anche a parlare delle vaccinazioni perché il governatore ha dato anche delle notizie importanti, non solo la vaccinazione ai cinquantenni ma anche notizie per quanto riguarda AstraZeneca. Molti telespettatori ci chiamavano per dirci anche adesso cosa succederà, non succederà, la seconda dose si farà, non si farà. Si farà, l'ha detto chiaramente il Presidente, e da maggio-giugno inizieranno le seconde dosi di chi aveva già fatto la prima con AstraZeneca e non solo. Ci fermiamo per un attimo di pubblicità, poi torniamo subito in studio.
Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Benvenuti al meteo. Prevale l'alta pressione, dunque tempo buono sul nostro territorio e temperature nella norma. Vediamo insieme il dettaglio di martedì 4 maggio. Sul Veneto giornata tutto sommato tranquilla, la nostra grafica infatti ci mostra un contesto stabile, avremo tanto sole dappertutto, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio non si escludono degli addensamenti sui rilievi, ma in genere senza piogge degne di nota. Venti da sud-est localmente tesi. Temperature stazionarie o in lieve aumento, minime tra 6 e 10 gradi, valori massimi compresi invece tra i 15 e i 21 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, sempre bel tempo soleggiato, un po' più di nubi sui monti dove saranno possibili anche dei veloci acquazzoni. Temperature minime tra 7 e 9 gradi, massime sui 18-19 gradi. Poche novità infine sul Trentino Alto Adige, anche qui ampiamente soleggiato con cielo sereno o al massimo velato. Temperature minime intorno ai 7 gradi, massime sui 20 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Rieccoci nuovamente in studio, siamo in attesa, la seduta è stata sospesa ed è ancora sospesa tuttora, quindi attendiamo che ricominci probabilmente con le relazioni proprio dei tecnici come aveva annunciato anche il presidente Zaia. Io mi collegherei subito con Claudio Beltramello del Partito Democratico, non so se ce lo abbiamo già collegato con noi. Eccolo qui, buongiorno. 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 Grazie dell'invito. Intanto subito un commento a caldo, lei ha sentito quanto ha dichiarato in questo lungo excursus del Presidente, un commento? Sì, mi faccia fare un commento ai colleghi giornalisti presenti. Hanno detto Zaia non è sotto processo, però mi sembra che loro abbiano giocato a fare un po' gli avvocati, allora comincio un po' con la battuta. No, guardi Beltramello, allora, le posso assicurare che sia io che il direttore Baccialli semplicemente abbiamo dato una visione oggettiva, almeno mi sembra. E la commissione d'inchiesta è un altro ambito, non è quello di oggi, no? Per correttezza, intanto rispetto professionale per il suo ruolo di politico candidato e intervistato diciamo da Report, e il mio ruolo che è quello del direttore, per il quale sono sicuro di garantire, che è quello di dare una visione oggettiva dei fatti. Se per lei Zaia è solo male lo dica, per me bisogna dare il giusto peso e soprattutto che la procura faccia le sue indagini. Sono contento che ci sia un'inchiesta in procura e che faccia le indagini. Posso parlare o mi avete invitato solo per stare a sentire? Perché se potessi parlare vi dico che cosa... Guardi Beltramello, se lei coinvolge me, io credo, e il direttore, credo di avere il diritto, diciamo da padrone di casa, di dire la mia. Che ne pensa? Va bene. Ecco, perfetto. Allora ora dica la sua, prego. Sì, allora, come imprecisioni, giusto che lei dice che avete detto solo cose oggettive, c'è che ci sono già, come dire, in procura degli esposti, uno della senatrice Puppato, uno del Covesap, quindi con il fatto che voi diciate andate in procura, andate in procura, come dire, qualcuno c'è già andato. No, guardi, Beltramello, forse non segue i telegiornali di Antena 3, mi dispiace, perché è notizia da 10 giorni. Ci sono delle 3 inchieste, però vabbè, come dice lei. No, perché prima è stato ribadito che, voglio dire, bisogna avere il coraggio di andare in procura. Cioè, chi l'ha fatto? Poi, una cosa che mi preme dire è che durante il problema enorme che c'è stato iniziato a novembre, poi dicembre e gennaio, in tutti i modi, sia i consiglieri regionali in opposizione, per il nostro ruolo, il gruppo sanità e sociale del Partito Democratico, poi tutti i sindacati, hanno tutti, e ciascuno nelle sedi appropriate, ciascuno nel loro ruolo, detto disperatamente: guardate che la zona gialla è sbagliata. Questo era legato anche a dei dati e su questo indagherà la magistratura. Io non mi metto qui a dire
chi ha ragione e chi ha torto, perché uno dei problemi dell'esposto è proprio i dati sul numero di posti letto in terapia intensiva, il tracciamento, eccetera. E si vedrà, però il Presidente avrebbe avuto l'opportunità comunque di decidere di alzare il colore, quindi quella era una decisione che poteva prendere, così come alcuni governatori hanno preso, e gli è stato detto in tutti i modi, quindi non è che sta parlando adesso e prima non si è detto. Lo stesso sull'uso dei tamponi rapidi, anche qui bisogna essere molto precisi, perché l'uso dei tamponi rapidi nella popolazione generale era l'unico modo, perché il numero di tamponi molecolari nel Veneto, l'ha anche detto Zaia, massimo è circa 20-25 mila al giorno. Il problema è aver usato in modo pressoché esclusivo i tamponi rapidi dentro le RSA, per il personale delle RSA e per il personale sanitario, e anche questo è stato contestato in tutti i modi. Allora, se era impossibile fare sempre e solo il molecolare a queste categorie, e le ripeto perché di queste si sta parlando, ospiti delle RSA e delle strutture per disabili, poi personale di queste strutture e personale sanitario, certamente si poteva intervallare ogni 2 rapidi un molecolare, e invece questo non è stato fatto, e questo è stato richiesto dalla parte politica opposta alla Lega, dai sindacati medici, sindacati degli infermieri, comitati di cittadini. Quindi questo è stato chiesto, ripeto, zona gialla e non usare in modo esclusivo per queste categorie tamponi rapidi nel momento dell'emergenza. E credo sia doveroso, visto che abbiamo avuto un eccesso di mortalità rispetto alle altre regioni italiane in quella seconda ondata, molto chiara dalle curve epidemiologiche, è necessario fare chiarezza, è necessario capire che errori sono stati fatti, perché fa parte delle responsabilità di chi governa. E però non venga detto dove eravate, perché voglio dire, sapete perfettamente voi giornalisti tutto quello che è stato. Esatto, e sono certo che lei abbia visto appunto anche i telegiornali, diciamo, e le domande dei giornalisti di quel periodo che vertevano proprio su questo, stimolate anche da quello che lei sta dicendo. Però perché siccome oggi è stato detto voi dove eravate, sì, noi c'eravamo, ma se, e voglio dire, le minoranze poi non sono ascoltate, sono stati fatti mozioni, richieste di ordini del giorno. Non c'è dubbio, voi lamentate la scarsa risposta anche su questi temi, su questo non c'è dubbio. Diciamo, le sue osservazioni sono quelle di cui abbiamo parlato sempre e tanto in questo periodo, questo io voglio dire. Sul tema della procura, insomma, era un'espressione finale, diciamo, di Zaia, nella quale dice: se pensate ci sia incuria, andate in procura. È stata ripresa dal direttore Bacciali. Sì, ho capito, ma che ci siano le inchieste lo sanno tutti ormai del Tramello. Esattamente, ma su questo non c'è alcun dubbio, sappiamo che cosa stavamo qui a parlare, diciamo, da almeno 10 giorni. C'è un flash, forse Manuela Lanzarina magari sta parlando adesso l'assessore qualche istante, poi torniamo agli ospiti. Le prime del Presidente con le chiusure, abbiamo adottato provvedimenti, circolari interne, abbiamo emanato le circolari che arrivavano dall'Istituto Superiore di Sanità con indicazioni, abbiamo ricostruiti e inseriti all'interno dei piani di sanità pubblica, la dottoressa Russo dopo parlerà di piani di sanità pubblica, che hanno anche visto rimodulare di volta in volta, in base agli scenari, in base alle circostanze, in base anche all'evoluzione che c'era in quel momento della diagnostica, l'approccio che è stato seguito. E infatti io mi ricordo molto bene, ma credo che poi lo ricorderà la dottoressa Russo, nei vari piani di sanità pubblica siamo passati dai pungidito, come diceva il Presidente, a quelli che erano i molecolari, a quelli che erano i tamponi rapidi, antigenici, a quelli che erano i tamponi di terza generazione, fino arriveremo a quelli di quarta generazione. Intervallando anche la frequenza, proprio su indicazioni che arrivavano anche dal livello centrale, perché ricordiamoci che tutto il nostro operato è stato un operato che è andato in linea con quelle che sono le indicazioni che ci sono state dettate da centinaia di circolari, di indicazioni, Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Salute o comunque qualsiasi altro soggetto deputato a dare indicazioni. E questi passaggi li abbiamo anche condivisi, ripeto, con i soggetti che gestiscono queste strutture, URIPA, UNEBA, condividendo anche, faccio un passaggio ma poi saranno chi seguirà e quindi la parte tecnica, condividendo anche il fatto che c'era la preoccupazione forte rispetto al virus che entrava in queste strutture,
e una tempistica per quanto riguarda la refertazione. Dunque state sentendo insomma adesso l'intervento dell'assessore alla sanità Lanzarin, che ovviamente sta anche facendo anche lei un po' l'escursus di quello che è accaduto ovviamente durante quest'anno e mezzo di pandemia. E io mi collegherei però subito, poi torniamo anche con Beltramello, con Roberto Ciambetti, che lo vedo già sullo schermo, il Presidente del Consiglio regionale. Buongiorno. Buongiorno a voi e grazie per l'invito. Buongiorno, dunque insomma ha sentito il Presidente cosa ha detto, poi si attenderà ovviamente di sentire le domande dell'opposizione, insomma un'opposizione che sicuramente in questo momento è sul piede di guerra. Beh, guardi, non posso entrare nei particolari, ma la prima mezz'ora è stata sinceramente imbarazzante. Non penso che oggi si vorrà chiarire alcunché, penso che qualcuno stia facendo o tenterà di fare un gioco ad uso delle telecamere di qualche trasmissione nazionale, quindi capiremo e vedremo come va la giornata. Se posso permettermi 2 o 3 precisazioni, andando un po' in scia a quello che ho sentito dal direttore, da Varino e da altri. Fin dall'inizio la Regione Veneto, Luca Zaia, ha messo la trasparenza di fronte a tutto, dai primi giorni della pandemia fino ad oggi, quindi non abbiamo mai nascosto nulla di che. Come non si è scaricato nulla ai tecnici negli ultimi giorni, come qualcuno paventava magari nelle ore precedenti a questa commissione. Una precisazione mi permetto di fare, e c'è una bella intervista oggi sul Gazzettino del presidente dell'Uripa che rappresenta tutte le case di riposo del Veneto, sul Gazzettino di oggi, e lo dice in maniera chiara: grazie ai test rapidi nelle case di riposo, ma io aggiungo anche nei nostri ospedali, si sono messe in sicurezza persone che altrimenti avrebbero aumentato il contagio nelle corsie o nelle case di riposo, perché un tampone rapido in un quarto d'ora dava un risultato, e chi risultava positivo veniva messo giustamente fuori dalle strutture. Immaginatevi se queste persone individuate col tampone rapido aspettavano il giorno e mezzo minimo che ci serviva a ottobre, novembre e dicembre per avere il risultato del molecolare. Quindi sinceramente questo teorema messo in piedi da Report lascerà il tempo che trova, secondo me. Quindi inchieste ce ne sono, gli esposti qualcuno ce n'è, qualcun altro ha parlato solo sui giornali, quindi l'invito di Luca Zaia alla fine è proprio quello che chi chiacchiera e basta vada a farlo eventualmente in procura, perché vi assicuro che in Regione Veneto si è fatto il meglio possibile, si sono seguite, come diceva adesso la signora Lanzarin, direttive nazionali che arrivavano dal Ministero o dall'Istituto Superiore della Sanità, e si è fatto il miglior approccio possibile alle situazioni che ricordo da marzo scorso all'autunno scorso ad oggi sono via via cambiate, anche in base alle tecnologie e alle modalità di approccio alla cura che sono via via evolute. Ad esempio le monoclonali da 1 mese e mezzo stanno dando risultati importanti, cosa che non potevamo avere a gennaio, a ottobre o a marzo scorso. Certo. Quindi si è seguito un filo logico per gestire al meglio la situazione sanitaria nel Veneto. Sentirei anche l'opinione di Beltramello, se riusciamo a... eccolo qui. Dunque, ha sentito quello che ha detto il Presidente? Certo, rispondo a una cosa tecnica, perché io sono un medico. E allora, ripeto, l'alternativa non è tamponi rapidi o niente, ma era tamponi rapidi più, in aggiunta, ovviamente con periodicità più lunga, i tamponi molecolari all'interno dell'RSA per il personale sanitario, per il personale dell'RSA. Se si continua a voler fare di tutto un'erba un fascio, è chiaro che poi non è tutto nessuno sta demonizzando quello che voi state dicendo, e nessuno che ho sentito su Report, detto anche da lei, dice di non utilizzarli. Poi voglio dire, su una cosa mi permetto di dire, per esempio, che il presidente Zaia prima, non so se non lo sa o questo non lo posso sapere, però lui ha detto una frase: non abbiamo lasciato nessuno a terra durante la seconda ondata. Ecco, a me risulta invece che purtroppo i malati di Covid all'interno delle RSA
non si riusciva a trasferirli negli ospedali, e quindi quando si diceva questo anziano è troppo grave, non riusciamo, pur con il massimo di impegno, medici dentro le RSA, gli infermieri, ma i mezzi e gli OS sono ovviamente differenti di quello che può garantire un ospedale o una semi-intensiva, non venivano accettati perché gli ospedali erano pieni. Allora, su questo bisogna fare delle riflessioni, perché noi abbiamo avuto delle letalità all'interno delle RSA che sono state drammatiche. Qui si sta dicendo, ok, c'erano degli elementi in diretta che venivano messi all'attenzione del Presidente, e il fatto che molto spesso alcuni direttori generali e altri e lui stesso nelle conferenze diceva che era tutto sotto controllo. È quello che ho detto a Report, quando i medici, gli infermieri che erano in prima linea uscivano ogni santo giorno stremati e dicevano non ne possiamo più, siamo sovraccarichi, vi prego chiudete perché dobbiamo limitare le infezioni, e invece dire è tutto sotto controllo, questo l'hanno detto i sindacati, non è che lo dico io, l'hanno detto tutti i medici, i sindacati, gli infermieri, in tutte le maniere. E quindi nel momento in cui sono state messe in guardia, attenzione, non va bene la zona gialla, abbiamo troppi infettati, non ce la facciamo più, nell'RSA innumerevoli focolai e in più l'uso esclusivo dei tamponi rapidi in queste condizioni. Sì, l'osservazione di Beltramello è chiara, cioè dice voi dovevate fare la zona gialla, purtroppo è andato male, è chiaro, uno se lo ricorda e chiede spiegazioni. È chiaro, cioè Beltramello dice dovevate fare la zona gialla in quel momento. No, eravamo in zona gialla e secondo Beltramello dovevamo andare in rossa. Scusi, zona rossa, certo, sì. Il Veneto si è attenuto ai 21 parametri individuati dall'Istituto Superiore della Sanità, applicati a tutta Italia, messi in moto dal Ministero della Salute. Si è attenuto a quel tipo di valutazione che veniva fatta di settimana in settimana, e quando è stato ora di zona rossa siamo andati in rossa. Beltramello, lasci parlare a me perché mi permetta. Mi aveva interrotto anche lei prima. No, guardi, io non l'ho interrotto. Vabbè, ma c'è tempo, parlate tutti allo stesso tempo, dai, non vi preoccupate. Una osservazione a quanto diceva il dottor Beltramello: il fatto che alcuni ospiti delle case di riposo non venivano trasferiti è perché la situazione normale di certi ospiti nelle case di riposo non consente spostamenti. No. Lo spostamento in molti casi portava... la prego. Grazie Beltramello di avermi interrotto, grazie. Non venivano, però non può dire una cosa che non è vera, perché qui si tratta di persone che poi sono morte. Non dica cose non vere. Non si trasferivano malati che avrebbero potuto trovare trovamento. La verità ce l'ha in tasca solo lei, bravissimo, assolutamente. In molti casi con cognizione di causa, lo spostamento di certi malati avrebbe comportato il peggioramento della patologia immediata, proprio per l'età avanzata, per le condizioni del malato. Quindi, però, se lei ha qualche segnalazione di qualcuno che non ha avuto non è stato seguito in maniera adeguata, ripeto, lo ha detto Luca Zaia, lo vada a segnalare nelle sedi opportune, assolutamente. Se lei dice che in Veneto qualcuno ha fatto o ha messo in moto comportamenti che hanno portato in negligenza nel seguire certe patologie, lo faccia presente nelle sedi opportune. Non continuate a mettere, a creare questa cortina fumogena che secondo voi tutto è andato male. E ripeto, io sono stato molto specifico. Guardando la mortalità nelle regioni del nord, basta guardare chi ha 35 decessi per ogni 0,35 decessi per ogni 100 abitanti. Stiamo parlando di 2 mesi. Io guardo i 2 mesi e guardo tutto il periodo. Solo in quel periodo è andato tutto male in Veneto e nel resto della pandemia è andato tutto bene? Ma lo dite forse voi. La pandemia ha colpito e sta colpendo in maniera strana. Sì, lo dicono i grafici che anch'io ho, non sono proprio, non casco dal pero in questo momento, quindi sono cose che anch'io ho seguito nei tempi. Non sono uno statistico, ma mi diverto un po' con la statistica, ad approfondire i numeri e a vedere certe situazioni. E ripeto, in quel momento purtroppo la mortalità avvenuta per certe fasce d'età era in molti casi, non in tutti, nella stragrande maggioranza dei casi, dovuta a situazioni contingenti dello stato dell'utente, del paziente, perché
troppo avanti con l'età, perché ha allettato non da mesi ma da anni situazioni che lavorava dentro? Io seguo molte situazioni a livello regionale, ho un radar a livello regionale abbastanza ampio, non parlo come lei con la verità in tasca, ma parlo con cognizione di causa, avendo seguito molte situazioni e anche casi di riposo che hanno avuto molte più infezioni rispetto ad altre, per tipi di gestione, per approccio del medico, ce ne sono di svariate tipologie di quello che è avvenuto, ma ripeto, dire che non sono stati ricoverati perché non c'era spazio, lo dice lei. Non è che lo dico io, vede, il problema è che se lei parla con i direttori delle strutture senza avere un preconcetto, perché questa cosa, guardi che non fa piacere, perché poi, come dire, io li ho visti morire in diretta, e quindi il fatto che le RSA avessero un'enorme difficoltà a trasferire le persone nel pronto soccorso in ospedale, non lo dico io, quindi guardi, e su questo voglio dire, non è che devo risponderne io, perché io sto solo riferendo delle cose che i direttori, i presidenti delle case di riposo hanno ripetutamente detto in più occasioni, e credo che anche all'interno di uno degli esposti fatti ci sia l'approfondimento anche su questa cosa. Ma il problema non è mica la cattiva volontà di nessuno. Il problema è che, siccome il sistema sanitario è finito, non è infinito, i medici, gli infermieri, le terapie intensive è finito, se tu hai un numero di infettati di cui una certa percentuale è sintomatico e ha bisogno di una risposta sanitaria in ospedale e poi in semi-intensiva o intensiva, cioè ci sono dei livelli sostenibili e insostenibili di quantità di persone che si riescono ad assistere, e quel livello, voglio dire, lo abbiamo pienamente saturato, e quindi in quel momento in cui il sistema sanitario è in enorme sofferenza, in cui appunto dalle RSA diventava molto difficile, per esempio, ma è un esempio che denota saturazione, questo mica colpa dei sanitari, io sono tra questi, capisce, per cui voglio dire, è il dramma che è stato vissuto anche dai sanitari, di vedere una sproporzione tra cose che si riuscivano a garantire ai malati e la quantità di malati che arrivavano. Allora uno dice: aspetta che cerco di contenere i contagi il più possibile. La cosa più immediata e più semplice da fare era tenere le persone un po' più lontane le une dall'altra, cambiando quel benedetto colore, che è vero che dipende da un algoritmo giù, ma è legato a dei dati che si mandano giù, e su questo non sono io che devo dire se sono giusti o sbagliati, anche lì si capirà, ma sicuramente il presidente poteva dire, perché l'hanno fatto altri, dici noi vogliamo un livello di colore superiore, e soprattutto la rassicurazione continua che il sistema era in equilibrio, che non c'era problema. Che messaggio stai dando alle persone? Non di allarme rosso, dramma. E infatti alcuni medici piangevano con me uscendo dalla terapia intensiva dopo 12 ore, piangevano, dicevano io esco e vedo la gente lì come se nulla fosse, e io sono lì a vedere la gente morire dentro, cioè c'era una dicotomia, una pazzia in quel momento. E quindi, siccome questa cosa è stata detta, Beltramello, una domanda. I risultati non sono andati bene, se ne può parlare di questa cosa o bisogna stare zitti? Ecco, una domanda, insomma 2 punti su cui vorrei soffermarmi. Lei diceva appunto la difficoltà di spostare delle persone anziane dall'RSA in strutture più attrezzate, ma imputato, forse mi è sfuggito, imputato a chi questa difficoltà? Perché, e poi il discorso che lei dice dovevamo passare in fascia arancione e invece siamo rimasti in zona gialla, e questo ha portato a un aumento quindi ovviamente dei contagi. Dall'altra parte l'uso esclusivo dei tamponi rapidi nelle strutture. Mi scusi, dica pure. E la terza cosa, l'uso esclusivo, ripeto, dei tamponi rapidi nell'RSA, personale e ospiti, esclusivo.
e quindi Beltramello, posso chiederle? Allora, la curiosità... La responsabilità, non è che c'è una responsabilità nel momento in cui non hai posto, cosa devi fare? Dici non ho posto, già... diciamo per la proprietà transitiva della regione, perché non siamo passati in rosso come dice lei, però la domanda è questa, cioè come si poteva applicare la scelta allora delle persone a cui dare il tampone molecolare e gli altri il rapido? Cioè all'interno dell'ospedale cosa faceva? Molecolare solo a chi sta in terapia intensiva, cioè quelli più a rischio? Come veniva sta scelta tra chi aveva il tampone rapido e chi il molecolare? È una curiosità pura, ascoltando le parole e il dibattito di questo periodo. Poi è anche vero che quell'intervista che avevamo citato stamattina al presidente del non so il sindacato Uripa, come definirlo, delle case di riposo del Veneto, dice che questo ha consentito il tamponamento costante grazie ai test rapidi di avere anche molte case di riposo covid free, cioè allora anche questo è un dato da portare a questo dibattito. Ma al di là di questo sta parlando Luciano Flor, ci perdonerà il pubblico, magari sentiremo anche qualche passaggio, però arriviamo un po' più all'opposizione quando parleranno i rappresentanti dell'opposizione. Cioè come si faceva sta scelta? Quindi in un ospedale a chi andava il test rapido e a chi il molecolare? Scusi, prego. Guardi, si trattava di pianificare che in base alle capacità e alla disponibilità, se la periodicità era ogni 3 giorni, ogni 4 giorni, ogni 10 si faceva il molecolare, oppure nelle RSA, per esempio, quando iniziavano i primi positivi bisognava fare una task force molecolare a tutti per identificare, proprio perché alcuni positivi con il rapido sfuggivano, e quindi identificarli tutti precocemente, perché se tu hai 5 positivi in un RSA col tampone rapido, isoli quei 5, ma probabilmente negli altri 90 te ne è sfuggito qualcun altro di positivo col tampone rapido, perché se non è il 30% comunque il 5-10% col tampone rapido lo perdi, al di là della moltiplicazione della PCR che è stata detta prima. Nessuno dice che il rapido è uguale al molecolare, l'ha detto anche il presidente Zaia, il molecolare è il gold standard, quindi come dire, andare subito a fare un test col molecolare a tutta la struttura in modo da essere certi di isolare immediatamente tutti i positivi, perché ripeto, non si sta dicendo che è stato sbagliato usare i rapidi, è stato sbagliato usarli in modo esclusivo, di non darsi il jolly di dire in situazioni di drammaticità mi gioco il jolly dei molecolari. E nella periodicità venivano fatti tantissimi tamponi rapidi al personale sanitario ed è stato un bene, lo sottolineo, è stato meraviglioso, ma si poteva ogni 3-4 tamponi rapidi fare un molecolare, e nello stesso giorno, per rispondere, io posso fare il molecolare rapido, il rapido ce l'ho subito, il molecolare arriva tra 24 ore o 36 ore, ma se il mio era un falso negativo, almeno tra 24 ore so che invece sono positivo, quindi non sono mutuamente esclusivi, sono integrabili. Allora scusate, io vorrei interrompervi un attimo solo perché sta parlando Flor. Sentiamo proprio una piccola parte dell'intervento di Flor, poi torniamo di nuovo qui in studio. Completamente diversi sui dati di morbosità, sui dati di mortalità. Perché? Io aspetto una spiegazione, se qualcuno ce l'ha, ma che sia plausibile. Perché in questo lasso di tempo in cui noi continuiamo a fantasticare su questa cosa, non vuol dire che non abbiamo altro da fare, non è cambiato nulla. Noi non è che abbiamo cambiato, siamo diventati più bravi, abbiamo fatto cose straordinarie. Noi dal 28 dicembre al 2 gennaio abbiamo fatto identicamente le stesse cose e l'epidemia scompare. Dal 22 al 26 febbraio abbiamo fatto identicamente le stesse cose e l'epidemia riparte. E questo anche nelle altre regioni, in particolare con quelle confinanti. Quando da noi calava, Emilia Romagna, Lombardia, Friuli e Trentino crescevano. Perché? È perché si muove la gente da regione a regione, ma di cosa stiamo parlando? Di più, all'interno della regione Veneto l'epidemia ha avuto un andamento completamente diverso da provincia a provincia. E questo da cos'è che è spiegato? All'interno del Veneto.
Le nostre province hanno avuto dati di incidenza e dati di mortalità e dati di morbosità diversi nel tempo. E quando in un certo momento in una provincia avevamo tanti malati, in un'altra ne avevamo meno. Quali sono le spiegazioni? O abbiamo una provincia e una regione adesso sì, adesso no, o abbiamo un Nord Italia adesso sì, adesso no, o sono cose sulle quali c'è qualcuno che è più grande di noi e si chiama epidemia. E chi studia queste cose le sa. Noi le epidemie le descriviamo, ma chi ha la presunzione di avere il potere di poter intervenire sull'epidemia, forse è meglio che riprenda a studiare. Perché alle epidemie, noi sappiamo, la storia ci insegna, le descriviamo. Certo arginiamo nel miglior possibile tutte le conseguenze, certo conteniamo nel minor modo possibile tutti i danni della malattia. Dunque state sentendo l'intervento di Flor, ma io vorrei ricollegarmi un attimo con Roberto Ciambetti per chiederle un po', eccomi qua, dunque ha sentito quello che ha detto Beltramello sui test rapidi e sugli altri test, insomma lei che cosa risponde a questo? Beh, intanto rispondo a Beltramello su quello che ha appena detto su Treviso e le terapie intensive, perché in diretta mi stanno scrivendo da chi ha lavorato veramente in terapia intensiva a Treviso in quei giorni, che nessuno è mai stato lasciato fuori dalle rianimazioni di Treviso. È chiaro che non si intuba un 90enne allettato, non puoi spostare in ospedale un paziente di 87 o 90 anni allettato se pluripatologico, perché non muori di Covid, muori di qualcos'altro. E quindi quello che ha detto, insomma, da chi ci ha lavorato e chi esce veramente distrutto dopo 12 ore di terapia intensiva, lavorandoci, insomma, sentire di queste cose in TV gli fa un po' male, sinceramente, anche dopo tutto quello che appunto hanno fatto. Sull'utilizzo dei tamponi io ritorno a ripetere quello che è successo, quello che io ho seguito su certe RSA, su certe IPAB che ho seguito. I tamponi rapidi hanno messo in sicurezza tantissime persone, li hanno messi in sicurezza in un quarto d'ora e non in 36 ore. Dei tamponi molecolari venivano fatti a seguito dei rapidi se trovavano positivo il rapido, proprio per poi avere la conferma. Quindi non serve la conferma della positività, serve la conferma della negatività. Quando uno veniva trovato positivo, aveva successivamente fatto immediatamente il molecolare per avere la conferma della positività, perché veniva messo in sicurezza subito. I falsi negativi, non i falsi positivi. Infatti sono pochissimi i falsi positivi al tampone rapido, pressoché nessuno. Il problema sono i falsi negativi. Beh, se lei ha delle statistiche ci mancherebbe, le porti, ma quello che abbiamo fatto il mio mestiere non è che ho delle statistiche, cioè il problema sono i falsi negativi, non i falsi positivi. Non le dico sul suo mestiere cosa mi ha detto chi lavora in terapia intensiva su quello che ha detto lei da medico. Quindi ripeto, lo ripeto e lo ridico, i tamponi rapidi in Veneto, come nel resto d'Italia e come in buona parte delle regioni d'Europa con cui ho qualche contatto e capisco magari anche cosa avviene all'estero, il tampone rapido è stato un fattore di filtro e di tolta dai reparti degli ospedali o delle RSA di persone che potenzialmente potevano amplificare il contagio, e viene fatto in un quarto d'ora e in 36 ore. Che lei sappia, ma è una curiosità, è veramente proprio perché lei ha un ruolo, diciamo, di rappresentanza anche in Europa, come ha citato lei, insomma, a livello nazionale tra i presidenti di consigli regionali e via dicendo. Vabbè, questa stessa ditta che oggi un po' viene citata, che è la Abbott, viene utilizzata dagli altri oppure usano test rapidi, è importante, test rapidi di altre aziende? È una curiosità. Ci sono tantissime ditte che producono in questo momento, ma la Abbott, come tante altre, sta vendendo in tutta Italia. Tra l'altro in molti casi queste forniture arrivavano dal commissario nazionale all'emergenza, in molti altri ci siamo approvvigionati noi, ma comunque è una cosa che per la Abbott e per anche tante altre aziende, né più e né meno, non è che ce ne sia. Poi ci sono quelli di seconda, terza generazione che hanno certe cose, c'è il Lumira che viene utilizzato esclusivamente
o in via prioritaria per appunto testare il personale medico-infermieristico degli ospedali, ma cose che nei mesi si sono evolute, cose che non c'erano a marzo scorso, non c'erano in alcuni casi a ottobre scorso. Scusi Presidente, mi dicono che Flor sta parlando dei test rapidi, vediamo se c'è qualche novità, diciamo. Scusi Presidente, vediamo un attimo Flor. Qui non c'è uno studio né richiesto né autorizzato né in corso di conduzione. Stessa cosa, arrivo al conduttore dello studio e gli dico: guarda che qui io non ho altre informazioni, io devo dire che la situazione è questa. Certo che io avevo ricevuto una lettera e anche una seconda. Questa è la cronaca fino a pochi giorni fa. Pochi giorni fa scopro invece che c'è uno studio che è su una piattaforma in attesa di pubblicazione. Scopro che questo studio è stato realizzato chiedendo l'autorizzazione a farlo il 18 novembre. L'autorizzazione a fare questo studio, c'è scritto qua dentro, è stata chiesta dopo che io ho detto non c'è lo studio, ci si affretta a chiedere l'autorizzazione e si chiede il parere al comitato etico e il comitato etico si riunisce il 17 dicembre e dà l'autorizzazione il 13 gennaio. Non sono date che mi invento, sono scritte qua dentro. Lo studio viene anche messo su questa piattaforma in attesa di pubblicazione, si chiama pre-stampa, pre-print. E tuttora giace, almeno fino a stamattina. Quello che io voglio dirvi è che non solo lo studio è stato chiesto dopo che io ho detto che non c'era, ma su questo preprint, nonostante io l'abbia distribuito a tutti, evidentemente nessuno l'ha letto. C'è scritto a caratteri in grassetto. È scritto in inglese ma lo leggo in italiano. È scritto questo, vedete, questo è lo studio, questo è evidenziato in giallo, in grassetto, è quello che c'è studio. C'è scritto che non dovrebbe essere usato come guida per la clinica, per la pratica clinica. Siccome mi pare, professor Lorenzoni, tu capisci bene l'inglese, se vuoi te lo do e lo vedi. Su quella versione c'è scritto in fondo. Allora, da 6 mesi stiamo discutendo su una cosa che ad oggi è raccomandato non può influenzare la pratica clinica. Di che cosa stiamo parlando? Di che cosa stiamo parlando? Per favore, se a tutt'oggi, allora io ho la responsabilità di non aver modificato la pratica clinica che si può modificare oggi. Responsabilità è mia. E sono anche quello che ha fatto esattamente quello che ha fatto tutto il mondo, nessuno escluso, perché non mi risulta che ci sia qualcuno che ha modificato la pratica clinica sulla base di queste cose. Allora, ringrazio che Cristian Arboiti, che dalla redazione sta seguendo tutto, quindi ci segnala i punti salienti. Beltramello e Ciambetti, secondo me un commento subito velocissimo su questo, però guardate che è una cosa importante quella che ha detto Flore, che abbiamo beccato al volo in diretta, cioè, ed è uno dei passaggi che infatti non avevo compreso dall'intervista di Crisanti, che nei giorni scorsi ha detto ah no, ma guardate che io al comitato etico l'ho chiesto, quindi questa richiesta che è, diciamo, l'assunto imprescindibile per cui si può chiamare il suo approfondimento diagnostico, si può chiamare studio, quindi richiesta al comitato etico, c'è un finanziatore, c'è una finalità, c'è un'approvazione, c'è tutto quello che è, si può chiamare studio. Si può chiamare studio soltanto dopo che dal 21 ottobre lui comincia a pubblicare, fa pubblicare sui giornali questa cosa, diciamo, al meglio ne racconta ai giornali, quindi cominciamo a parlarne tutti. Non è ancora uno studio perché non lo è tecnicamente. Questa richiesta al comitato etico Crisanti la fa il 18 novembre, dopo tutto quello scambio di lettere di cui abbiamo raccontato in queste settimane. Il problema, Beltramello, mi piacerebbe sentire lei e poi Ciambetti, è... Prima un attimo Ciambetti perché dopo Cosa si deve sganciare con noi. È che non è, dice l'intestazione di questo studio, che appunto è ancora un preprint, come abbiamo detto più volte in queste settimane, cosa dice? Che non dovrebbe essere usato come guida per la pratica clinica. Dice lo stesso Crisanti, evidentemente la definizione dello studio. Vai. Ecco, un commento su quanto ha detto Flor in questo intervento, Ciambetti.
che immaginatevi se qualcuno prendeva qualche decisione diversa da quelle che sono state prese seguendo linee guida Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Salute, seguendo un articolo di giornale. Immaginatevi se noi non utilizzavamo i tamponi rapidi perché un articolo di giornale sui Jedi diceva che qualcosa non funzionava. E nello studio, ripeto, viene ribadito in questa maniera. Ecco, Report deve rifare la trasmissione perché probabilmente ha sbagliato qualcosa la settimana scorsa. L'Istituto Superiore di Sanità indicava i molecolari come prima scelta nell'RSA per il personale sanitario, l'Istituto Superiore di della Sanità, e rimanevamo 36 ore ad aspettare l'esito del molecolare. Quello che dicevano le linee guida nazionali, visto che lei svuotavamo le corsie dal personale per metterlo in attesa. Con dati. Ma ci mancherebbe, io parlo, guardi, leggendo, non so, La Sfera di Cristallo, mi permetta, non sono sicuramente un medico come lei, ma questa cosa l'ho un po' seguita anch'io in questi mesi, guarda caso. Beltramello, cioè non è dirimente quello che dice Flor adesso mostrando questo studio, prego. Allora, è interessante entrare nei dettagli dello studio, bisogna fare due distinzioni. La prima, fondamentale, che le direttive dell'Istituto Superiore di Sanità che erano vigenti nel periodo di cui stiamo parlando indicava come il migliore, quello da scegliere in prima linea per l'RSA, il personale sanitario, il tampone molecolare, che ripeto non era alternativo esclusivo ma complementare in aggiunta, ok? Prima cosa, e queste erano disposizioni vigenti dell'Istituto Superiore di Sanità. Quindi è inutile che dica hai la risposta dopo 36 ore, perché lo so, ma puoi fare il rapido, fare nello stesso istante il molecolare e dopo 36 ore arriva il molecolare, che è importante nel caso di negatività, del falso negativo, perché sono rarissimi i falsi positivi dei tamponi rapidi, sono rarissimi. Quindi se uno risulta positivo al rapido è quasi al 99,9% confermato anche dal molecolare. Il problema dello studio, attenzione, distinguiamo, perché in medicina siamo chiamati tutti, proprio per giuramento di Ippocrate, sempre a valutare con tutti i mezzi possibili l'efficacia di qualsiasi strumento che noi utilizziamo, perché la storia della medicina è piena di errori, purtroppo, in cui alcuni studi dicevano delle cose, poi si sono utilizzati nel reale i farmaci, il più clamoroso che tutti sanno, ma ce ne sono purtroppo molti altri, quello della talidomide, della focomelia nei bambini, per cui è obbligo di ogni professionista nel suo ambito di controllare. Allora, il fatto che il professor Crisanti abbia detto, nel momento in cui io faccio un tampone rapido in pronto soccorso, faccio in parallelo anche un molecolare, così faccio un confronto rapido di come va. Questo, se volete chiamarlo studio con tutti i sacri crismi, comitato etico, pubblicazione, eccetera, bisognerà vedere, adesso si concluderà se era uno studio o meno, ma sul fatto che questa cosa sia comunque un qualche cosa che ha un senso logico, che ha una sua utilità, che può dare, come dire, delle risposte seppure empiriche, come dire, è di buon senso di tutti. Ha il dubbio se funziona o no, li fa in parallelo tutti e due, poi bisogna stare a vedere che numero di replicazioni, perché è vero, al di sopra di un tot di replicazioni trovi dei pezzettini che sono residui non importanti, però questo confronto, voglio dire, se lo vogliamo chiamare studio per pubblicarlo su Nature, io non lo so, ma sul fatto che come dire, è normale laddove c'è la possibilità di confermare se un mio strumento diagnostico terapeutico è valido, questo viene fatto costantemente e per fortuna che viene fatto. Facciamo un lavoro per cui è un dogma avere dei dubbi, quindi e porre delle domande. Io credo che almeno questo me lo possa riconoscere lei, però io dico, e io sono assolutamente contento che ci sia anche un'inchiesta per chiarire questo aspetto, e questa è la mia idea, e se posso esporla e se mi permetto. Il tema è che per Crisanti era una certezza la fallibilità di questi test. Questo vorrei sottolineare. Cioè, Crisanti era sicuro che il 30%, poi se 40% in base ai conteggi, eccetera, eccetera, fosse
questi test non andassero bene. Punto, stop. Punto, stop. E poi insomma questa certezza viene un po' annacquata nel tempo, ma poi basta, non mi interessa, io voglio veramente capire se abbiamo fatto bene o abbiamo fatto male, esattamente come immagino lei. Sì, infatti diciamo che non è che bisognava prendere per oro colato assoluto quello che aveva detto il professor Crisanti, però se il professor Crisanti per una parte si è fatto per un bel periodo. Attenzione, Bentramelli, posso chiederle di sentire la dottoressa Tacconelli? Guardi, la interrompo solo un istante ma torniamo perché dobbiamo far sentire anche, prego, il bersaglio del test antigenico. Quindi la tesi è, siccome c'è questa mutazione, il test antigenico non riconosce questi virus, dà esito negativo e quindi la conclusione finale del lavoro è che questi virus sono aumentati, questo tipo di mutazione è aumentato in Veneto in modo molto importante e ha sostenuto questo andamento anomalo della seconda ondata in Veneto. Allora, io lascerei da parte, se me lo consentite, la questione delle mutazioni perché vi assicuro che è proprio sbagliata, nel senso che il lavoro stesso dimostra che queste mutazioni ci sono sia in virus non riconosciuti dal test antigenico che in virus riconosciuti dal test antigenico. La tesi che questa mutazione sarebbe cresciuta in modo esponenziale non è vera, perché è cresciuta per un certo periodo, ma poi è calata quando ancora questo tipo di test si usava tantissimo e quindi non c'è assolutamente la correlazione fra l'uso del test e la mutazione. Peraltro noi siamo andati a vedere nella nostra banca dati tutti i virus che avevano questa mutazione, abbiamo chiesto ad Azienda Zero di segnalarci quanti di questi virus fossero stati riconosciuti dal test antigenico, perché nel database è presente se il paziente è stato diagnosticato col test antigenico e nella maggior parte dei casi questo era avvenuto. Quindi la tesi che il test antigenico non veda questo virus mutato non è poi sostenuta dai dati e dalle conclusioni, quindi lasciamola da parte. Parliamo della bassa sensibilità. Allora, il lavoro presenta dei dati di sensibilità che sono quelli che poi sono stati divulgati, ma ve li leggo per essere precisa. Allora, sensibilità vuol dire la percentuale di campioni che sono positivi alla PCR che vengono riconosciuti anche dal test antigenico. Allora, il primo dato parla di 68,9, quindi attorno effettivamente al 70%. Tenete presente che anche solo questo dato ha un intervallo di confidenza, mi dispiace andare sul tecnico ma bisogna, che va da 55 a 80. Cosa vuol dire? Vuol dire che siccome il numero di campioni positivi nel test, nello studio, era molto piccolo, la variabilità della stima è molto ampia, per cui qualsiasi valore fra 55 e 80 può essere vero, ok? Quindi questo normalmente un revisore cosa dice? È necessario fare più analisi in modo da rendere una stima più precisa. Però se noi togliamo, allora la PCR, voi sapete che dà a volte delle positività anche quando la carica virale della persona, del paziente, è molto bassa. Io credo che chiunque di noi abbia avuto esperienza di persone in quarantena coi tamponi, no? Sa quanto tempo a volte ci vuole perché una persona si negativizzi anche dopo tanto tempo dai sintomi e dalla fine dei sintomi. In quella fase lì è dimostrato da tutti scientificamente che la persona non è più contagiosa perché la carica virale è troppo bassa, ma il test in PCR continua a dare dei segnali positivi perché è estremamente sensibile, va a vedere una quantità di virus molto piccola anche se in quel momento la persona non è più contagiosa. Questo vi assicuro che ve lo può confermare chiunque e qualsiasi letteratura. Allora, se noi confrontiamo il test antigenico con a volte queste positività in PCR a carica molto bassa, ovviamente troviamo delle discordanze perché il test antigenico è capace di vedere una positività che è proporzionale alla carica del virus, quindi più alta è la carica e più è probabile che il test antigenico sia positivo. Allora, nello stesso lavoro del professor Crisanti, togliendo i test in PCR
che avevano una positività sopra soglia, che quindi la ditta produttrice stessa della PCR dice che sono negativi e quindi non vanno inclusi in questo studio, giustamente sono stati tolti e la sensibilità passa al 79,2%, quindi già siamo più vicini all'80 che non al 70%. Ultimo dato, li sto leggendo dal lavoro e non me li sto inventando. Lo studio dice che sui campioni prelevati da pazienti asintomatici la sensibilità è del 90%, e quindi capite che quando io voglio andare a cercare esattamente questo tipo di positività, forse questo test funziona pure bene, siamo arrivati al 90%. Tutti questi valori hanno degli intervalli di confidenza molto molto ampi e quindi la stima è comunque poco precisa. Allora, la cosa che mi interessa farvi capire è che questi dati sono perfettamente in linea con la letteratura internazionale, non c'è nessuna novità, che voi parliate del 70, del 79, del 90, c'è una letteratura ricchissima su questo argomento. C'è una review della Cochrane University che fa le meta-analisi, cioè quindi mette insieme tanti studi per trovare una sintesi, che sintetizza 11 diversi lavori pubblicati sul test Panbio, 48 lavori sui test antigenici, 11 dei quali solo sul Panbio, più altri 5 lavori pubblicati successivamente solo sul Panbio, e i valori di sensibilità variano effettivamente fra il 70 e l'86%, quindi non c'è niente di nuovo nel trovare il 70% per di più in uno studio con dei numeri così bassi. Ma perché a fronte di tutta questa letteratura scientifica che dice che la sensibilità dei test antigenici sta fra il 70 e l'86, il mondo continua a fare i test antigenici? Per quello che vi dicevo prima, perché è dimostrato, ma scientificamente, che appunto il test antigenico è in grado di individuare dei CT, quindi delle positività, delle cariche virali alte, quindi soggetti con maggiore contagiosità. E un lavoro abbastanza recente ha fatto un modello matematico molto bello, molto elegante, scientificamente, che dimostra che è molto più rischioso utilizzare il test molecolare e lasciare delle persone con alta positività circolare per 1 o 2 giorni finché si aspetta l'esito della PCR. Questo dà un rischio di diffusione del contagio e di insorgenza di focolai più alto rispetto all'utilizzo del test antigenico, che magari quelli a bassa carica li sbaglia, ok? Ma è in grado di prendere quelli che sono veramente contagiosi. Perché? Perché dà l'esito in fretta e in modo estremamente rapido. Uno dei suggerimenti che tutti i lavori scientifici fanno è di aumentare la frequenza. Questo è chiaro, perché quali sono i momenti in cui un paziente ha una carica bassa? A fine malattia, e lì non ce ne frega niente perché sta passando, a inizio malattia, e questo è grave, perché in quel caso ovviamente c'è un giorno in cui la carica è bassa, non è contagioso, i giorni successivi diventerà contagioso. Ma se noi il test rapido lo facciamo con una frequenza maggiore, riusciamo a beccarlo rapidamente prima che diventi effettivamente contagioso. Per cui tutti i lavori scientifici dicono come conclusione che il test rapido va utilizzato, può essere utilizzato, perché oltre alla sensibilità i fattori indispensabili per un uso efficace di questo test diagnostico sono la frequenza del test, la rapidità di risposta e l'accessibilità. Quello che dicevano prima i colleghi, e lo diranno anche dopo, nessuno ha mai sostituito i test molecolari con i test antigenici. Si è arrivati a tappo dei test molecolari, e ve lo assicuro perché noi eravamo fra quei laboratori che stavano a tappo, nel senso che più di così non si poteva fare, e a quelli sono stati aggiunti test antigenici, quindi si è aggiunta una possibilità di diagnosi che con i soli test molecolari non ci sarebbe stata. Allora, l'ultima cosa volevo dirvi e riguarda le linee guida internazionali.
Allora Beltramello, secondo me queste cose, diciamo, enucleate adesso dalla dottoressa Ricci, direttrice dello Zoo Profilattico di Venezia, sono interessantissime e fondamentali. Intanto ribadisce appunto come la frequenza possa essere fondamentale nell'intervento rapido, a proposito, per lo screening. Guardi che abbiamo la pubblicità, credo che duri pochissimo, quindi spero si sia puntato, diciamo, le osservazioni. Ripartiamo da lei dopo e non so se è tornato il Presidente Ciambetti. Però qui sta anche la fallibilità a questo punto dello studio Crisanti nel confronto con il PCR, cioè ricordo a tutti è il tampone molecolare, quando dice anche che il tampone rapido sale a una validità del 90% nell'andare a cercarsi gli asintomatici. Fermi lì, ripartiamo subito dopo la pubblicità. Rieccoci nuovamente in diretta, siamo in studio, quindi subito giro la domanda a Claudio Beltramello su quanto ha detto la dottoressa Ricci sui test antigenici. Direi che sono contento perché chi mi ha ascoltato prima ho detto esattamente le stesse identiche cose, quindi evidentemente, insomma, siccome sto parlando di cose tecniche, mi gioco il mio jolly delle mie competenze tecniche. Io sono un consigliere comunale di opposizione, voglio dire, quindi non è che sono un politico di professione, il mio mestiere è fare il medico, allora igienista tra l'altro. Quindi lei alla fine gli studi dicono 80% di sensibilità, vuol dire che su 10 persone positive 8 vengono intercettate e 2 no. E giustamente ha detto, è chiaro che se tu fai una frequenza molto ravvicinata dei test, quello che magari è all'inizio, lei ha fatto un passaggio chiave, ha detto alla fine chi se ne importa perché è finita la malattia, ma all'inizio ti interessa intercettare chi ha una carica virale bassa perché è all'inizio della malattia, quindi oggi è bassa, domani è alta. Per cui lei dice, è chiaro che se oggi sei negativo, ma in realtà sei negativo perché stai crescendo nella tua infezione, ma è all'inizio, quindi diventerai un infettante, è chiaro, dipende, perché me lo rifai domani, dopodomani, tra 4 giorni, tra 5 giorni. La periodicità all'interno delle case di riposo, per esempio nel test degli anziani, era abbastanza elevata, era di 7 giorni, quindi in 7 giorni un falso positivo in una RSA riusciva a fare delle cose devastanti, purtroppo in termini di infezione, perché le RSA, poi gli anziani non è che se sono in un nucleo stanno distanti gli uni dagli altri, non sempre riescono a tenere la mascherina. Quindi, ripeto, di fatto ha confermato quello che stavamo sottolineando. E quindi io trovo veramente sconveniente questa diatriba del tampone rapido verso il molecolare. I tamponi rapidi sono una benedizione. Il dottor Rigoli, voglio dire, ha studiato per filo e per segno questo strumento. Il problema è che qualsiasi cosa usata bene, e in questo caso le potenzialità sono tante, usata in modo esclusivo è diventato un limite. Quindi bisognava trovare un mix tra i tamponi rapidi e i molecolari. Questo è, credo, quello che la direttrice dello zoo profilattico ci ha lasciato intendere. Beltramello, le volevo chiedere una cosa. Allora, intanto sta parlando, mi dicono, Mario Rassu, coordinatore delle microbiologie. Speriamo che l'opposizione parli presto, perché anche noi abbiamo fatto un'audizione straordinaria. Però, Beltramello, abbiamo anche un palinsesto ogni tanto. Mi dice farà una quarantina di minuti. Vabbè. Ok. È una strategia, guardi, su questo... Se non danno la parola alle opposizioni e parlano in 70, non è colpa delle opposizioni. I colleghi sono 9 esperti. Sono 9 esperti, però parleranno nella sede che è il Consiglio regionale. A noi farebbe piacere. Consente, direttore, no, posso dire solo una cosa, guardi, perché poi, e le faccio una premessa di questa domanda cattiva, perché poi io penso che sia normale, diciamo, nel fare un'inchiesta, che si vada a prendere gli stimoli fatti dall'opposizione, da altre cose. L'importante è che si sentano, diciamo, le due campane. Io su questo sono molto meno, diciamo, come possiamo definire, vivo il tempo che ci è dato. Però le posso fare una domanda, se mi risponde onestamente. Come nasce, diciamo, la sua intervista? Cioè, chi la chiama, perché, da chi le arriva la telefonata, è stato lei a stimolare un intervento di report? Non ne ho idea, veramente non ne ho alba, però se mi risponde, diciamo, sinceramente...
Sì. A me ha fatto la chiamata direttamente, prima mi ha mandato un WhatsApp il giornalista Procaccianti e mi ha chiesto, da più parti mi è stato detto che lei è all'interno del PD una persona di riferimento tecnico per la parte della sanità e del sociale, e se lei è disposto... Cioè la domanda è, il contatto è arrivato da Procaccianti, sì, non da un collega del PD. Ecco, per intenderci, non è che il segretario generale del PD che ha chiamato, caro Beltramello, intervieni tu su questo che sei delegato per noi. No, penso che... No, Procaccianti le ha detto, lei rappresenta all'interno del PD chi segue le questioni sanitarie, ci dice qualcosa, giusto? Sì. Sì. Poi però è riferimento al Partito Democratico, cioè questo, adesso io le ho fatto una premessa perché le domande, le inchieste le facciamo tutti, quindi vado là e dico, senti Beltramello, ma questa cosa delle terapie intensive come? Le do anche un'informazione in più perché mi fa piacere darla, perché da giornalista, come dire, non penso che questa sia una buona notizia per lei, però lui ha fatto fatica a trovare persone disposte ad esporsi. Questo è stato un problema enorme per lui, cioè io sono, seppure sia un libero professionista e per fortuna apprezzato in giro per l'Italia, che poi il Veneto mi dia lavoro o non mi dia lavoro, parlo 4 lingue, il giorno in cui proprio vengo messo all'angolo prenderò un aereo e andrò a lavorare in Australia, non c'è problema. E mi gioco la mia libertà a 360 gradi. Il problema è che, come è stato detto anche da quell'intervista, purtroppo la libertà di dire tutto quello che si pensa non è sempre apprezzata in questa regione. Guarda Beltramello, poi su questo che è un elemento allarmante, dei medici e degli infermieri disposti a esporsi e quindi io rappresentavo una persona un po' a metà strada, perché ripeto, sì, io sono un consigliere comunale di opposizione, quindi a tutti gli effetti sono un politico, certo. Allora Beltramello, mi è chiarissimo, ma sono anche un medico. Mi è chiarissimo, per dovere di cronaca dobbiamo anche dire che le persone, diciamo, intervistate lì poi hanno detto che non è vero che si sentono in difetto a parlare o a rischio a parlare. Qualcuno dice hanno tagliato i nostri pezzettini dell'intervista, la Nao Assomed dice hanno preso una roba di un dialogo con un giornalista di chissà di quanto tempo prima senza dirmi nulla, l'hanno spiattellata. Vabbè, ho capito, però dobbiamo dirci tutto, no? Proprio per la serietà. Io parlo della mia intervista, fatta a viso scoperto, è durata un'ora, ho preso 20 secondi e io rispondo di quello che... Però era una curiosità, perché averla qui era anche importante, così come la sera stessa, diciamo, ho avuto il segretario Bisato, quindi ho fatto domande simili anche a lui. Io vi devo lasciare... Se mi consente, direttore, perché su questo ci tengo molto, perché voglio dire, i miei colleghi, e non solo medici ma infermieri, OS, tutto il personale tecnico, cioè in quei 2 mesi è impazzito dalla quantità di lavoro, dallo stress, dall'impatto emotivo. Questo non lo mette in dubbio nessuno, l'abbiamo sottolineato. Quindi, però in tutte le regioni, Beltramello, questo, in tutte le regioni. La saturazione del sistema, su questo ci tengo a dirlo, perché c'è stato un passaggio sottile prima del Presidente del Consiglio della Lega. Cioè, non è che dire questo scredita la nostra professione, semmai aumenta il nostro valore, perché nonostante fossimo alla saturazione assoluta non si è mollata la nave. Sì, volevo dire una cosa però, Beltramello, poi ricoinvolgiamo anche il Presidente, ricoinvolgiamo anche il Presidente Ciambetti, come giusto, che è un po' che attende, e io vi devo lasciare, mi scuserete, però c'era un aspetto che volevo portare anche alla sua attenzione e dopo ne discuterete, immagino. Massimiliano Federiga, e oggi lo riportano i dati, è presidente di una regione vicino a noi che è il Friuli-Venezia Giulia, e in base ai dati che oggi riporta, mi pare, il Gazzettino stesso, ha addirittura incidenza dei numeri di mortalità e di casi maggiori nella seconda e nella terza ondata rispetto al Veneto, che rispetto alla Lombardia ne ha di più in percentuale sugli abitanti. Cioè, insomma, gravità assoluta al Friuli-Venezia Giulia, un po' meno gravità il Veneto, ma gravità alta, e in meno ancora rispetto alla Lombardia, cioè la Lombardia meno rispetto a queste due regioni in percentuale al numero di abitanti. Ecco, spero di averla riepilogata un po' bene.
Quindi non si capisce com'è, e lo diceva poco fa Flor, com'è che questo virus colpisce poi così tanto al nord. E guardi Beltramello, che le dico una cosa fuori dalle interviste, Fedriga non era uno dei più grandi sponsor, come lo vogliamo dire, oppure uno dei più grandi convinti dell'utilizzo massivo dei test rapidi. Ecco, rispetto a quanto invece vedevamo e sentivamo del Veneto. Quindi questa cosa qua è da capire. Possiamo discutere, ecco, sul passaggio da zona gialla a zona rossa. Questo secondo me è uno degli aspetti più interessanti e che probabilmente darà poi sfogo a ulteriori dibattiti. C'era anche l'arancione di mezzo. Ma guardi che poi tutti dicono che l'arancione poi l'effetto è poco. Io sono uno di quelli che ai colori delle regioni non crede tantissimo. Cioè o siamo gialli o rossi. L'arancione era, come dicono in Sicilia, vabbè lasciamo perdere, era una via di mezzo che serve poco. Cioè è il rosso che forse incide di più. L'arancione dà degli effetti negativi sulla popolazione e meno benefici rispetto invece a un'incisività maggiore che è quella del rosso. Ecco, quindi almeno così me l'hanno spiegata i tecnici. Ora, è così. Ecco, questo è uno spunto che le do. Quindi Federica, un po' meno, diciamo, sostenitore, tifoso del test rapido, però ha avuto un bel macello in questi mesi, anche lui e nei numeri. Poi se c'è il presidente Ciambetti, insomma, che ha sentito un po' tutte queste cose, io vi lascio e buon lavoro. Grazie. Buona giornata. Grazie. Noi rimaniamo collegati ovviamente perché continuiamo questa diretta. Non so, dovremmo avere anche Ciambetti che è tornato con noi, se non sbaglio. Ci sono. Ecco qua, sentiva quello che ha detto in questo momento Ferdinando, che ringraziamo oltretutto. Sì, ma non farei esclusivamente il confronto fra regioni, lo farei anche all'interno del Veneto. La pandemia ha colpito in maniera diversa da provincia a provincia e all'interno della stessa provincia ha colpito in maniera diversa da zona a zona. A Vicenza in questo momento c'è una zona, quella della Valle dell'Agno, che ha un cluster in una scuola media di un comune di oltre 5.000 abitanti, chiusa tutta la scuola media, la zona di Arzignano che sta tornando a dare purtroppo numeri positivi importanti, zona che era già stata battuta parecchio dal virus nel mese di dicembre e purtroppo, ripeto, questa pandemia si muove in maniera diversa e particolare da zona a zona, da provincia a provincia, anche nell'ambito della stessa regione. Quindi si affronta anche in base a quello che emerge durante il percorso appunto del contagio. Intervento interessantissimo quello prima della dottoressa Ricci, che citava anche quando si evidenzia in maggior modo anche con il tampone rapido, perché c'è un grande grado di possibilità di contagio, cioè la presenza del virus è talmente importante che viene rilevata immediatamente, ed è quello il momento di maggior fattore di pericolosità di trasmissione del contagio. L'intervento della Ricci secondo me andrà ascoltato bene e in tutto il suo excursus, non a spizzichi e bocconi, perché è stato veramente, veramente importante. Beltramello, poi una delle questioni secondo me che rimarrà appunto quella del fatto della zona rossa o zona arancione o zona gialla, e diceva prima Ciambetti, se non sbaglio, la regione ha seguito dei parametri e su quelli poi si è basata. Sì, allora diciamo che il presidente Ciambetti è un abilissimo politico e quindi su questo lo invidio, perché usa le parole in modo da riuscire a diluire qualsiasi concetto dove bisogna essere precisi. Allora, sui tamponi, giusto per la dottoressa ha detto: attenzione, viene rilevato quando c'è un'elevata carica, ma c'è un problema quando sei all'inizio dell'infezione, quindi oggi è bassa, non lo rilevo, ma domani sarà alta. Allora il problema è: oggi mi fai il tampone, è vero, io oggi ho un'infezione piccola, risulto negativo, oggi probabilmente non sono in grado di infettare, ma il successivo me lo fai domani o me lo fai tra 7 giorni? Perché se me lo fai domani siamo d'accordo che allora domani risulta una carica più alta, viene intercettato, ma se me lo fai tra 7 giorni, io nel frattempo
ho infettato tutti quelli che dovevo infettare. Cioè, questo è il ragionamento che ha fatto la direttrice dello zoo profilattico. Lui è riuscito a biotrasformarlo dicendo quindi i rapidi sono perfetti. Cioè, voglio dire, allora, scusate, mi fermerei solo un attimo perché sta parlando. Beltrame, mi fermerei solo un attimo, mi scusi, perché sta parlando la dottoressa Russo. Sentiamo un attimo quello che dice. Tutti segnati almeno nel denominatore, e questo dà una rappresentazione corretta. Quindi insieme ad Azienda Zero abbiamo adeguato anche quello che era il nostro software e la possibilità di rispondere a tutti questi, diciamo, come si può dire, bisogni informativi, sia rivolti verso la Regione, sia rivolti verso il Ministero e l'Istituto Superiore di Sanità. A un certo punto il software che avevamo messo in piedi, ma di questo eventualmente vi faccio avere una relazione, il software che abbiamo messo in piedi nelle prime fasi dell'epidemia, il cosiddetto PIC 19, grazie. No, è che è un po' di calo ipoglicemico. Grazie, allora parlo da seduta. Sì, infatti. Allora, no, dicevamo, il PIC 19 è stato via via sostituito perché avevamo bisogno di un'anagrafe vaccinale solida dal SIAVR, chiamato SIAVR Covid-19. Allora abbiamo avuto nel mese di... Questo è cominciato già in estate. No, grazie, gentilissimo. Allora abbiamo avuto sia a partire dall'estate un affiancamento tra il PIC 19 e il SIAVR, per farla breve, una trasposizione dei dati in un sistema più efficiente. È successo anche un'altra cosa nel frattempo, tra settembre e ottobre, che sono entrati nei mesi di ottobre a far parte del sistema anche i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, a cui tra l'altro il Ministero in un accordo quadro ha affidato l'esecuzione dei test antigenici rapidi di prima generazione. E quindi lì è stato costituito, è stato strutturato un portale operatore che pian piano si è integrato per avere un'unica banca dati. Ultimo elemento da mettere in fila, la modifica di soggetto guarito. Allora, si è passati dai 14 giorni che hanno sempre accompagnato la quarantena e l'isolamento a 10 giorni. Questo perché tutti i paesi europei e quindi anche l'ECDC si era, orientata su una riduzione del periodo di quarantena e di isolamento, visto che negli ultimi giorni, quindi arrivato al settimo, infatti la Francia ha messo al settimo giorno, la maggior parte dei soggetti si negativizzava. Quindi questa era vissuta come una penalizzazione da parte dei soggetti che venivano messi in quarantena, non soltanto quindi i soggetti isolati che comunque erano positivi, ma anche quelli che erano i contatti stretti. Quindi è stato modificato anche questo. Questo ha portato a una serie di disallineamenti che io ho sempre spiegato. Abbiamo comunicato all'Istituto Superiore di Sanità, ci sono le mail, abbiamo detto che avevamo un problema di dati e che erano disallineati e che stavamo recuperando. Io ho fatto con i miei colleghi, con i miei collaboratori, un'estrazione per capire quanti soggetti nell'ambito della Regione Veneto nel mese di ottobre e la prima settimana di novembre non erano stati presi in carico, anche perché in quel periodo cominciavamo, grazie, ad avere, no, ma seduta sto molto meglio, cominciavamo ad avere tantissimi casi. Se vi ricordate, le nostre frequenze di incidenza giornaliera erano 3.000, 3.500, 4.000. Purtroppo siamo arrivati. Dunque sentite adesso la relazione della dottoressa Russo e dopo ripartiamo proprio da qua con Beltramello e con Ciambetti, commentando un po' quello che sta dicendo la dottoressa Russo. Però ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria e torniamo subito in studio, si tratta proprio di pochi minuti.